Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata come al solito in onda il martedì a partire dalle ore 21, con la replica il mercoledì alle 23:30, e vi ricordo anche i due appuntamenti delle ore 13, il mercoledì ed il giovedì, sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Puntata importante perché ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine dei campionati, soprattutto dilettantistici siciliani, riguardanti il campionato di eccellenza ed il campionato di promozione. Proprio per parlare soprattutto del campionato di eccellenza, ospite della nostra puntata di Penalty, nella sua prima parte, mister Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio. Ciao Filippo, ben trovato. Da dove iniziano i complimenti? Devo dire che quest'anno già il primo obiettivo è stato raggiunto, cioè la Coppa. Adesso state lavorando praticamente per portare in porto questo campionato di eccellenza che è stato un po' ingarbugliato nella parte iniziale, però poi siete venuti alla distanza con grandissime soddisfazioni. Sì, va bene, diciamo che è ingarbugliato all'inizio perché si sa, all'inizio tutte le squadre hanno un'ambizione, tutte hanno diciamo, degli obiettivi importanti, e poi come ormai si sa, detto da tutti, noi non siamo partiti all'inizio con, diciamo, i favori del pronostico, no? Si dice sempre così. Si dice sempre così, esatto, lo dicevano anche gli altri, quindi infatti, ce lo prendiamo tranquillamente. Benissimo. Poi sai, con tanto lavoro, con tanto entusiasmo, Certo, con tanta voglia, con tanta veramente anche fame di perché arrivare. la piazza vuole. La piazza è una piazza esigente, quindi sei obbligato bene o male a metterla tutta, diciamo. È vero, Però è vero. dai, siamo Adesso contenti. mancano 3 partite alla fine. Sì. Praticamente siete quasi matematicamente promossi in Serie D, però c'è questo scoglio di domenica con la Nebros che va evidenziato con molta attenzione. Sì, ma guarda, tanti dicono, bene o male, sai, non essendoci le retrocessioni, forse tante squadre hanno un po' mollato mentalmente. Attenzione, perché arriva la capolista, però. Io ti dico, non solo la capolista, però arriva, sai, quella squadra che facendo gli scongiuri in questo momento è imbattuta, quindi sai, subentra nelle squadre avversarie quella voglia di magari di vincere, no? È vero, di è togliere, vero, diciamo, questa imbattibilità, quindi gare facili non ce ne sono mai state. Oggi aggiungiamo magari questa cosa in più per le società che bene o male oggi, sai, non hanno raggiunto i loro obiettivi, quindi sono in una situazione di classifica tranquilla, e andiamo ogni domenica ovviamente a giocarci gare vere e gare sentite. È vero, è vero. Hai seguito anche indirettamente un po' il campionato di Serie D? Sì, ovvio. Certamente, no? Sì, sì. Ti piace questo percorso del Città di Aciriale, volendo della Rivelazione Paternò? Guarda, a Cireale credo che mancano delle partite, no, da giocare, Sì, quindi ancora. può rientrare nei punti. Assolutamente, recuperando le partite. Poi recuperando le partite può rientrare nel gruppone, diciamo, di testa. Paternò credo che per ambiente, per società e per competenza sia del direttore che del mister, credo che ha fatto veramente un campionato incredibile. Oggi, sai, ho sentito magari, ho letto alcuni tifosi che si lamentano sul discorso delle partite, delle perdite, diciamo, delle ultime partite, però dico che ci può anche stare. Ci può stare, veramente. Paternò stare. ha fatto veramente un campionato incredibile. Incredibile. Pertanto a questo punto partiamo subito con il nostro programma e partiamo con il campionato di Serie D. Domenica si è giocata la 10ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Cavese 1919 batte Licata 3-0, Città di Sant'Agata batte Biancavilla 4-0, Cittanova batte Giarre 1946 3-1, la Mezza Terme batte Portici 1906 3-2, Rindiata Trapani Troina, San Luca batte Paternò 2-0, Real Aversa 1925 Gelbison 0-0 ed infine Rende che perde in casa contro il Santa Maria Cilento per 1-0. Rinviata anche la partita Città di Aciriale Castrovillari, che verrà recuperata il giorno 20 di aprile. Ha riposato come turno settimanale la San Cataldese. Guardiamo adesso la classifica.
passo falso della Gelbison, pertanto si avvicina sempre di più la possibilità che negli scontri diretti la classifica possa subire notevoli cambiamenti. Guardiamo in testa appunto la squadra di Esposito con 61 punti, 59 la Cavese 1919, con 55 l'FC Lamezia Terme, 53 il Città di Aciriale, con 45 Città di Sant'Agata, con 44 il Paternò, 42 punti il Cittanova, 38 Santa Maria Cilento, 36 punti Real Aversa 1925, con 34 il Licata, 33 punti per Trapani, San Luca e Portici 1906, 29 punti San Cataldese, 23 Rende Calcio e Castrovillari, 21 punti Giarre 1946, 16 punti per il Troina con 6 punti di penalizzazione, chiude la classifica il Biancavilla con 13 punti. Si ritorna in campo domani per quanto riguarda il campionato di Serie D, guardiamo il tabellino degli incontri. Biancavilla Trapani, Castrovillari Rende Calcio, FC Lamezia Terme Paternò, Gelbison Città di Sant'Agata, Giarre 1946 San Cataldese, Licata Cittanova, Portici 1906 Cavese 1919, San Luca Città di Aciriale, Troina Santa Maria Cilento, riposerà il Real Aversa 1925. E partiamo subito con questa Cavese che liquida con un perentorio 3-0 il Licata, che certamente non ha più nulla da chiedere al campionato, però la sua partita giustamente, Romano è una persona doc, se l'è andata a giocare in un campo sempre molto difficile, quello di Cava. Cava diciamo, fa parte sempre quei blasoni dove in questa categoria forse per pubblico, per storia non è che c'entra tantissimo. Tra l'altro, ovviamente andare lì è sempre complicato, no? Specie in una situazione del genere dove la Cavese sta giocando il primo posto. Si sta giocando il primo posto con buone possibilità, perché è chiaro che i risultati positivi quando arrivano alimentano determinazione, convinzione. Esatto. E poi tra l'altro c'è anche da dire, c'è un gruppo che fa parte oggi della Cavese che è un gruppo abituato a vincere. È vero, Quindi, è un gruppo vincente. Un gruppo vincente che già comunque ha delle esperienze giocando in passato insieme. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria appunto della Cavese 1919 3-0 contro il Licata. Giunti alla 29esima giornata nel campionato di Serie D, nell'ultimo turno la formazione di mister Pippo Romano non è scesa in campo, rinvio della sfida contro il Giarre. La Cavese di mister Troise invece ha vinto di misura sul campo del San Luca, tenendo aperto il discorso in vetta alla classifica. Il film del primo tempo si apre dopo 2 minuti, Banegas cerca Allegretti, girata di testa che si spegne di un niente al lato. Al quarto ancora una volta i padroni di casa fanno capire le proprie intenzioni, allontana la difesa delicata in corner proprio dall'angolo che ne segue, arriva la deviazione vincente dopo un batti e ribatti e quella del vantaggio della Cavese in gol con Diego Allegretti. Sono passati 5 minuti e il Licata è costretto a inseguire, ma prova subito a riorganizzarsi con Samaghe, tentativo da posizione molto complicata che si perde sul fondo al 15esimo, sempre Samaghe stavolta tra le braccia di Anatrella. Arriviamo fino al 22 e si rivede in zona offensiva la Cavese. Allegretti mette dietro per Bacio Terracino dopo aver vinto un contrasto, il tentativo dal limite dell'area dopo una finta, il portiere Truppo viene ingannato dalla traiettoria dopo la deviazione, lo salva però il Legno. Al 29esimo continua il pressing locale col tentativo in area di rigore, c'è un velo per una prima chance respinta dalla difesa ligatese, poi alla fine in area di rigore Bacio Terracino prova la girata, il pallone si spegne al lato. Al 39esimo recupera palla alla Cavese sull'offensiva, sul primo palleggio del Licata, ancora una volta a insidiare la porta di Truppo, stavolta è Palma che entra in area di rigore, cerca il destro, non trova però l'incrocio dei pali, termina così il primo tempo, Cavese in vantaggio dopo 5 minuti col gol di Allegretti e subito avanti nella ripresa ancora Peppe Palma, tentativo di incornata che sfiora solamente il palo. Al 52esimo Allegretti serve il compagno che si fa però anticipare da Orlando, il break delicata si conclude con la chance dalla distanza che però non inganna l'estremo difensore Anatrella. Siamo al minuto 55 e Licata rimane in 10 uomini, vediamo quello che succede
succede, Brunetti qui sembra anticipare l'avversario, poi arriva sul secondo, lo travolge così per il direttore di gara, ci sono gli estremi per il cartellino rosso che viene sventolato al calciatore di Mister Romano e dunque inferiorità numerica per i siciliani. Prova subito ad approfittarne la Cavese, azione di calcio d'angolo, gran conclusione di Lomasto che viene interrotta dall'intervento da parte di Truppo. Arriviamo al 60, Banegas, conclusione al lato. Solo i padroni di casa in zona offensiva, scorrono altri 5 minuti e Corigliano che riceve il pallone, prova l'1 contro 1, cerca il destro a giro e trova incredibilmente solamente il legno. Meriterebbe il gol del 2-0 la Cavese e adesso è prontamente arriva al minuto 69 il pallone per Bacio Terracino che fredda Truppo da buona posizione, il suo sinistro infatti si insacca in rete ingannando il portiere del Licata che viene colto in controtempo. 2-0 della Cavese che sembra aver ipotecato il risultato quando mancano ormai 21 minuti al triplice fischio. Arriviamo al 75esimo, discesa dalla destra ancora della Cavese, poi il pallone per Ciro Foggia, l'ex Messina in area di rigore, va l'Airone, va Foggia, fa 3-0 e la Cavese mette KO definitivamente il Licata. Al 90esimo la formazione di Mister Romano cerca l'ultima offensiva, Rubino dalla lunga distanza non inquadra però lo specchio della porta, triplice fischio allora tra Cavese e Licata, vincono i padroni di casa, una vittoria importante che permette di rosicchiare 2 punti alla Gelbison, fermata in data odierna dal pareggio, finisce 3-0, un cordiale saluto e alla prossima. Ennesima vittoria invece del Città di Sant'Agata che addirittura supera il Paternò in classifica, sta un po' sognando i playoff, vince facile contro il Biancavilla, un Sant'Agata che probabilmente ad inizio stagione nessuno aveva pronosticato altissimo in classifica. Però è un progetto tecnico il Sant'Agata. Allenatore dell'anno scorso che ha fatto bene, sì, anche se non era partito benissimo, però poi ovviamente aveva delle idee totalmente diverse, certo, rispetto al precedente tecnico. Intanto ha salvato la categoria. Ha salvata, sì, però parlo proprio come idee di gioco, sì, ovviamente sai, lavorando già per 1 anno e mezzo, poi i frutti li vai a raccogliere. Credo che sulla base dello scorso anno, inserendo i giocatori che quest'anno sono riusciti a mettere dentro, il Sant'Agata ovviamente doveva per forza uscire. Come mai il Biancavilla quest'anno, insomma, praticamente ha fallito la stagione? Lo scorso anno c'era più entusiasmo, probabilmente c'era un progetto tecnico che è saltato quest'anno. C'era anche molta più organizzazione societaria, perché alla fine, sai, quando magari c'è un po' di confusione all'interno della società su determinate scelte, poi alla fine è come se si va a una cascata, no? Quello che comunque poi alla peggio sono sempre i giocatori, sempre la squadra. Certo, tra l'altro un Città di Sant'Agata che potrebbe, chissà, pensare la prossima stagione di sviluppare un discorso un po' più sostanzioso, pensare in Lega Pro è esagerato secondo te? No, assolutamente, sognare non è mai esagerato, però ti dico che è un progetto, un bel progetto tecnico, una società solida di quello che si sa. E fa tanto in Serie D? E fa tantissimo in Serie D, per quello che vediamo quasi tutte le domeniche, quindi ti dico che sì, Sant'Agata è possibile veramente. Sognare non fa male, dai. Non fa male, non fa male. Guardiamoci il servizio, la vittoria appunto del Città di Sant'Agata 4-0 contro il Biancavilla. Non si ferma la marcia del Città di Sant'Agata che al Fresina batte anche il Biancavilla e vola in zona playoff. Successo pesantissimo per i biancoazzurri che centrano inoltre il 14° risultato utile di fila. Partita senza storia con la squadra di Giampà a comandare le operazioni e pericolosi dopo 18 minuti con il colpo di testa di Cipolla che manda sulla traversa il cross dalla sinistra di Squillace. Bersaglio che i padroni di casa non centrano nemmeno al 22° con Mazzone che mette in mezzo un pallone sul quale né Cicirello né Squillace riescono a deviare in
rete. Insiste la squadra di Giampaio 2 minuti più tardi e invece Squillace a chiamare in causa l'estremo etneo che risponde presente. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati però al minuto 27 quando Calafiore con un destro secco da fuori area batte il portiere spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il centrocampista bianco-azzurro è anche il sesto centro in campionato. Il Sant'Agata spinge alla ricerca del raddoppio al 37esimo. Mazzone da pochi passi spara clamorosamente sul fondo. L'assist di Catalano, ma 4 minuti dopo ci pensa Capitan Cicirello a firmare il 2-0 raccogliendo l'invito di Cristiano e battendo col sinistro il portiere per il raddoppio bianco-azzurro e che gli vale come settimo centro in campionato. Nella stessa azione il capitano santagatese si fa male e deve lasciare il campo per Alagna. Prima dell'intervallo si fa vedere il Biancavilla con il tentativo mancino di Asero che sfiora il palo alla destra di Beters. Nella ripresa non cambia comunque il canovaccio del match con i locali a fare la partita e al minuto 53 arriva anche il tris quando il solito Calafiore inventa un altro gol dei suoi con una parabola a giro da fuori area che si insacca all'incrocio dei pali, facendo così Sant'Agata 3, Biancavilla 0 e per Calafiore doppietta personale, settimo centro in campionato. I santagatesi chiudono la pratica Biancavilla al minuto 67 calando anche la rete del poker dopo un'azione insistita di Catalano che prima chiama il portiere alla respinta e poi scaraventa in mezzo trovando la deviazione sotto porta di Alagna che fa 4-0 per il Sant'Agata e settimo sigillo personale. La partita finisce sostanzialmente qui con il Città di Sant'Agata che vola in classifica a quota 45 punti, si porta al quinto posto in zona playoff e continua a sognare un finale di stagione con i fiocchi. Con Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio, voglio parlare del Giarre. Ahimè, torna da Cittanova con una sconfitta, nulla ancora è perduto, però abbiamo visto la partita, il Giarre effettivamente meritava qualche cosina di più, questo ci fa ben sperare nei prossimi incontri. Attenzione, Cittanova con grande merito comunque ha portato via 3 punti, forse un po' esageratamente, il pareggio secondo me sarebbe stato quantomeno più veritiero. Ma tantissime partite il Giare ovviamente non meritava di perdere, questo c'è da dirlo perché le gare le vediamo tutte, anche gli highlights stesse durante le domeniche e i lunedì, quindi vediamo che tantissime partite veramente non meritava la sconfitta, poteva fare dei punti. Ovviamente oltre magari non la partenza brillante, si ci mette adesso magari un po' di sfortuna, però credo che sia il mister che il direttore, la società hanno veramente tutte le carte in regola per lavorare in maniera tranquilla, anche se il momento non è un momento molto tranquillo perché siamo quasi sul finale di campionato. Certo, però ogni partita è pesante. È pesante, però loro hanno l'esperienza e Gaspare su tutti. Sì, e hanno la costanza di aspettare magari, sai, quei momenti diciamo più belli e andare a cavalcare quell'onda. Adesso domani giocheranno una partita difficilissima ed impegnativa proprio in prospettiva classifica, quella con la San Cataldese, quasi uno scontro diretto. Quasi uno scontro diretto, squadre affamate di punti, squadre che devono fare dei punti. Credo che sarà una bella partita. Sì, ma tutte le gare, veramente il Giare forse anche se i risultati non l'hanno accompagnati, però c'è tutto, c'è gioco, c'è tutto. Tra l'altro domenica è ritornato di nuovo in gol Antonio Cannavò, forse è proprio mancato Antonio Cannavò nel momento cruciale della stagione. Però sai, quando le cose non vanno bene, non è solo Antonio Cannavò, certo. Diciamo che sono un po' tutti che subiscono questo andamento, però credo che, ti ripeto, basta una scintilla, basta una situazione positiva veramente per far tornare il sereno. Complimenti a Di Gaetano perché il Cittanova quest'anno ha un po' sbalordito e piazzato benissimo in classifica, sarà difficile agganciare i playoff, però rimane comunque una stagione, non dico da incorniciare, però da dire è una stagione positiva. Positivissima, squadra giovane, mister preparatissimo, è vero, lo conosciamo squadra bene. Giocatori giovani ma giocatori affamati, giocatori che vogliono fare bene, quindi credo che per un mister competente al massimo come il mister Di Gaetano credo che sia veramente la situazione migliore. È vero. Guardiamoci gli highlights. Cittanova batte Giarre 1946 3-1.
Le squadre sono scese in campo in questo momento, guidate dalla terna arbitrale, stanno per schierarsi al centro del campo per il tradizionale saluto e quindi sarà tutto pronto per dare l'avvio a questo incontro. Eccoci, partiti. Giuffrida si fa dare palla, lungolinea bellissimo e tiro di prima ottimo, bellissima l'azione, Agudat. Palla verso l'interno dell'area, libera la difesa e poi da lontano traversa clamorosa. E Bonanno che batte, palla in area, corso al limite, tiro a giro non molto forte. Cianci al centro del campo, controlla in sicurezza. Musso tra Ielo e Biondo, palla verso Arcidiacono solo davanti al portiere. Biondo su Savasta, Savasta al limite, si aggiusta il tiro, Savasta, bella parata di Giannini anche se non molto difficile. Cianci manca l'intervento, poi la difesa ancora Arcidiacono al limite dell'area. Bonanno per Savasta, Savasta nell'area di rigore, Bonanno ancora, bellissimo diagonale di Bonanno di prima, sfiora il palo alla sinistra di Giannini, corso per De Leonardis, De Leonardis a spazio, sulla sinistra per Gaudio, cross al centro, Bonanno la spizza ed è gol, gol di Tommaso Bonanno. Tiro a rientrare direttamente in porta, ancora Giannini attento, rigore, cross innocuo, diciamo non particolarmente pericoloso, colpito il braccio di Corso contro Bruno, l'arbitro ha fischiato, Cannavò, gol con qualche rischio, palla sotto la traversa, 1-1. Ancora Anastasio, tiro verso i pali di Bruno, Petrucci controlla, torna indietro, si fa toccare da Arcidiacono e Giuffrida, perde palle e poi Mudasiru recupera, De Leonardis per Petrucci ancora, Petrucci ha battuto, rigore. Petrucci ha battuto inizialmente aveva lasciato il vantaggio l'arbitro, ma il fallo è apparso netto. Bonanno. Niente da fare per Giannini che aveva anche intuito, doppietta per Bonanno. Bonanno ed è gol. Bonanno allo spirare della partita si porta a casa il pallone, tripletta di Bonanno, triplice fischio, Cittanova 3, Giarre 1. Secondo me il Giarre è una squadra di valore che probabilmente non merita questa posizione in classifica. E penso che la partita sia stata combattuta, sia stata giocata da entrambe le squadre bene per provare a vincerla. Poi siamo stati forse un tantino più bravi a portarla a casa noi. Siamo sempre qui a ripetere forse sempre le stesse cose, no? Quando diciamo che a prescindere da chi va in campo sono dei ragazzi che lavorando durante la settimana si applicano, quindi sanno quello che chiedo, sanno cosa occorre fare per cercare di mettere in pratica quello su cui lavoriamo, e quindi io sono contento quando sotto l'aspetto agonistico combattiamo con tutti. Il problema è che noi purtroppo, così come ho detto dopo la partita di Castrovillari, essendo una squadra giovane che probabilmente non è abituata a lavorare a certi ritmi, perché molti vengono dal settore giovanile, e probabilmente paghiamo questo, e quindi quella costanza che serve per questo tipo di campionato ancora purtroppo non riusciamo a mantenerla. Ci stiamo lavorando per farlo, quindi speriamo che col passare del tempo, con le belle giornate che spero arrivino quanto prima,
possiamo dare continuità e un po' più di equilibrio a quello che stiamo facendo. Stiamo analizzando delle partite che poi secondo me non rispecchiano l'andamento. Io sono straconvinto che oggi la squadra ha disputato una delle migliori partite fuori casa, abbiamo avuto tante occasioni gol. Secondo me nel primo tempo dovevamo essere più cattivi nell'andare poi a chiudere le azioni, però purtroppo c'è da dire questo. Per quello che riguarda poi il secondo tempo siamo andati in svantaggio, abbiamo subito reagito e abbiamo raggiunto il pari strameritato. Poi obiettivamente non mi va mai di parlare degli arbitri come ben sai, però accettare una decisione arbitrale al 40° del secondo tempo su un rigore letteralmente inventato mi sembra qualcosa di particolarmente pesante per quello che in questo momento è il nostro campionato. Però prendiamo, come ripeto, questa prestazione che secondo me è importante, cerchiamo di andare avanti perché già mercoledì abbiamo il turno infrasettimanale contro la San Cataldese. Siamo venuti qua con coraggio, con personalità, abbiamo schierato i 3 attaccanti perché avevamo come obiettivo quello di vincerla, come avevamo detto sabato dopo la rifinitura. Ci abbiamo provato, sicuramente non meritavamo di perdere, anche il pareggio secondo me ci andava stretto. Dobbiamo migliorare quello che è il nostro atteggiamento, la nostra cattiveria nel finalizzare le azioni. Dobbiamo per forza di cose essere positivi nel senso della prestazione, perché mercoledì abbiamo questa partita fondamentale per il nostro proseguo del campionato contro la San Cataldese in casa. Le partite al vertice saranno importantissime nelle prossime settimane. Oltre alla Cavese e la Gelbison, bisogna anche sottolineare la presenza dell'FC Lamezia Terme, che non è una presenza di poco conto, devo dire, no? Esatto, forse è una società che è uscita un po' tardi da questo campionato. Ha fatto una seconda campagna acquisti esatto, che è servita a rilanciarla, però sì, qualche punto perso ad inizio stagione adesso è pesante nella sua classifica. È pesante a rimontare, diciamo, i punti persi, però credo che anche Lamezia, città blasone, squadra e giocatori, credo che oggi sia veramente un buon progetto. Tra l'altro sottolineiamo che proprio la dirigenza è già pronta, volendo, forse più della Cavese e della Gelbison, per affrontare un campionato quale potrebbe essere quello del prossimo anno, quello di Lega Pro. Sì, ma già a dicembre con gli acquisti, con diciamo, questo scatto lo hanno fatto capire lo hanno a fatto tutti. capire, esatto. Certamente, bisogna vedere adesso gli scontri diretti che verranno certo, nelle prossime settimane. Per intanto ci guardiamo il servizio. Lamezia Terme batte Portici 1906 3-2. Nella 29esima giornata di Serie D Girone I presso lo stadio Guido D'Ippolito, il Lamezia Terme batte 3-2 il Portici. Emergenza in difesa per mister Campilongo, il quale è costretto a schierare un'inedita coppia centrale composta da Miceli e dal 2003 Amendola. Partita che inizia subito con un buon ritmo e vari capovolgimenti di fronte, con i giallo-blu padroni del campo e ospiti che tentano comunque di giocare a viso aperto contro un avversario ben più blasonato. Dopo soli 5 minuti di gioco il Lamezia passa in vantaggio, splendido spunto personale di Bollino, tunnel ai danni di Stallone e filtranti in profondità per Pietro Terranova, che con il destro non lascia scampo al portiere Campani in uscita. Al 15° un intervento in chiusura di Tipaldi viene controllato con le mani da Lai. Per l'arbitro era un retropassaggio e assegna dunque una punizione a 2 in area di rigore. Dai 13 metri Maranzino segna col mancino, pareggiando il risultato. Al 20° scontro fra compagni in area di rigore. Ne alla peggio il portiere Sheper costretto alla sostituzione. Nel primo minuto di recupero raddoppio della Lamezia Terme, cross di Umbaca dalla sinistra, colpo di testa di Terranova e poi tapin vincente di Mauro Bollino. Ottava rete in giallo-blu per l'attaccante siciliano che dedica il gol all'infortunato Sergio Sabatino. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 5° minuto della ripresa il Portici pareggia nuovamente con Silvestre che mette la palla in rete dopo una mischia in area di rigore. La reazione dei giallo-blu non si fa attendere. Recupero palla di Maimone, inserimento in area del numero 29 e cross sul secondo palo dove Alessandro Miceli, in proiezione offensiva, segna il definitivo gol vittoria. Nei minuti finali, buona iniziativa del neoentrato Rusescu che mette una bella palla al centro senza trovare però nessun compagno.
Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria giallo-blu. La Mezia al terzo posto, a sole 6 lunghezze dalla capolista Gelbison. Mercoledì 30 marzo, altra sfida al Dippolito. Il Lamezia Terme affronterà il Paternò. Poc'anzi parlavamo della rivelazione Paternò, inizio stagione straordinaria per Torrisi, adesso qualche appannamento, credo che sia quasi logico, matematico, forse il pubblico di Paternò si era abituato alla vittoria facile. Sì, ma guarda, già il campionato di Serie D è un campionato difficile, poi quanto già tu raggiungi, bene o male, sai, l'obiettivo, sia a livello di punti che a livello proprio mentale, incontri la domenica squadre dove sono affamati di punti, quindi ciò rende tutto molto più difficile. Anche se credo che Torrisi, insomma, striglierà bene Sì, i suoi ragazzi, perché non è uno che vuole perdere facilmente. No, assolutamente, però sai, poi il campo, bene o male, il campo è un'altra cosa. Il campo poi ti porta un po' a rilassarti, anche perché comunque già hanno raggiunto l'obiettivo non so quanti mesi prima forse. Assolutamente. Domani hanno una partita difficile però con l'FC Lamezia Terme, quindi è una squadra imprevedibile. È una squadra imprevedibile, quindi dai anche tu qualche chance, quantomeno di uscire a testa alta. Sì, come hai detto tu, anche Lamezia. per il mister, che è un mister che non si accontenta, quindi credo che in questi giorni già avrà parlato con la squadra e non vogliono assolutamente perdere un'altra gara. Mollare ancora, è vero. Esatto. Guardiamoci gli highlights. San Luca che vince a Paternò 2-0. Sportivi paternesi, amici di San Luca, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per la 29esima giornata del campionato di Serie D. Cancemi ancora per Visconti al centro dove c'è Mascari che va di testa, ma il pallone finisce fuori. Pallone nella zona di Lofaro che esce con i pugni, pallone per il tiro del giocatore del San Luca che finisce fuori. Rizzo che batte il pallone e in porta ma scuffia, riesce, c'è Pelle ma Mangiameli lo ferma, è bravo Mangiameli. Palla per Rizzo per Visconti al centro, palla per Foderaro, tiro di Foderaro e palla che era scesa, palla allargata nella zona di Fava sul tiro e palla che sfiora. Visconti per Basualdo, Rizzo entra in area, tiro di Rizzo, palla al centro, il tiro e la palla fuori, palla altezza toccata da Basualdo, pallone che si alza a campanile, c'è Mangiameli per Pelle, ecco Pelle, sta per entrare in aria, palla al centro e gol! Gol di Pelle. Rizzo, c'è un fallo su di lui ma l'arbitro non lo segnala. Ancora il Paternò, Lofaro è bravo a respingerla. Damma per la Piana, ecco la Piana in driving, la Piana un altro, palla al centro, pallone per Foderaro, pallone di Basualdo, c'è proprio Lofaro e il pallone, c'è una mischia, Lofaro e vediamo Lofaro che però riprende il suo posto al centro della porta, pallone per Crucitti e c'è il 2-0 e proprio in questo istante l'arbitro dà la conclusione del match. Paternò 0, San Luca 2, i gol al 49esimo di Pelle, al 94esimo di Crucitti. Abbiamo tanto parlato della Gelbison, parliamo proprio di questa Gelbison che pareggia contro il Real Aversa. La stagione è lunga ed essere al primo posto, e tu ne sai qualche cosa, un po' logora, bisogna sempre stare sul pezzo durante la settimana, e un campionato come quello di Serie D, che è veramente più lungo di quello dell'eccellenza, non è facile. Io credo che il merito forse di questa società è quello di riuscire a stare sempre più vicino ai propri giocatori e tenerli sempre sulla corda, però ci può stare anche che vai ad Aversa e pareggi. Ci può stare, sì, però parliamo sempre di gruppi importanti,
la Gebilson come 11 credo che sia l'11 più importante quest'anno della Serie D, e quando hai, meno male, sai, un 11 del genere, abituato a determinate gare, abituato a determinati campionati. Però c'è la lunghezza del campionato che comunque logora. La lunghezza logora perché gente abituata a questo campionato. E quindi sotto questo punto di vista pensi che dovrebbe passare il momento credo di sì. di relax Credo di sì. che la squadra sta affrontando? Credo assolutamente sì. Certamente, poi ricordiamoci che ci sarà lo scontro in casa della Ciriale, lì probabilmente capiremo e là già bene. un pezzetto importante di campionato. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Real Aversa e Gelbison 0-0. Benvenuti dallo stadio Bisceglia di Aversa per la 29esima giornata del girone I di Serie D per la sfida tra Real Agro Aversa e Gelbison. Partiti. Gagliardi, eccolo il numero 10, le finte di Gagliardi, può liberarsi al destro, Gagliardi, il tiro è deviato. La Monica va sul pallone, c'è anche Cavallo. Palla che arriva lì. Prende il tiro a giro! Palla fuori di poco. Il numero 7 va verso la porta d'Agostino, esce a vuoto! La palla che va fuori! Incredibilmente c'è stata la deviazione. Ambro, prepara il destro, Ambro, pericoloso. Palla fuori. Chianese, punta Marchetti, Chianese prova col destro. Chianese rientra sul destro. Ancora Chianese, il tiro. Esce debole. Fornito, prova il tiro dalla lunga distanza. Lombardo la controlla in tuffo. La palla arriva, Chianese, Chianese. La chiusura di Marchetti. Cross dentro. Va. La parata di Lombardo! La parata di Lombardo! Ambro con un tacco. Capardi ancora in possesso. Allarga tutto. Dove c'è Sparacello? Sparacello può puntare. Sparacello il tiro. Dribbling secco. Cavallo se la porta sul mancino. Ancora un tentativo. Chianese il tiro. D'Agostino. 0-0 allo stadio Bisceglia di Aversa tra il Real Agro Aversa, che ha fermato sul punteggio di 0-0 la capolista Gelbison. Sì, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi oggi, perché tenere testa la prima in classifica non è così semplice. Loro squadra molto strutturata, squadra forte, che nell'arco del campionato aveva perso soltanto 2 partite con 18 vittorie, migliore di difesa e migliore attacco, quindi incontravamo una signora squadra, però allo stesso tempo devo dire che i ragazzi mi stanno dimostrando partita dopo partita che stanno maturando, i ragazzini che tutti dicono ad oggi con il lavoro, dal 2 agosto ad oggi con il lavoro stanno crescendo sempre di più, e quindi adesso possiamo dire che sono quasi maturi. Devo essere sincero, noi siamo tutti i giorni insieme al Presidente, quindi siamo partecipi di tutta la situazione. Pensiamo solo ed esclusivamente al campo, perché sono giovani e riesco a tenerli fuori, però allo stesso tempo c'è quel piccolo rammarico che è un peccato, perché si sta costruendo una cosa secondo me importante che basta poco per poter fare discorsi diversi. Quindi il mio è più un augurio, è più cerco che ci possa essere una possibilità di poter fare continuare il calcio ad Aversa con il Presidente Pellegrino. Un pareggio che credo che ci sta stretto per quanto fatto in campo. Oggi siamo stati encomiabili, padroni del campo, abbiamo fatto una grandissima partita, un elogio a Sannazzaro, che ormai non mi sorprende più, valore aggiunto di questa squadra con tutti i ragazzi oggi eccezionali, ma tutta la settimana l'abbiamo preparata bene e sapevamo che affrontavamo una grandissima squadra. La capolista l'ha dimostrata, perché comunque anche se non ci ha mai impensierito abbiamo fatto una grandissima gara. Noi dobbiamo raggiungere la salvezza quando abbiamo un obiettivo. Oggi questo punto per noi è fondamentale. Le altre cose, la vetta si apre, si chiude, le prime sono tutte grandi squadre, loro fanno il loro campionato, questo è il nostro campionato e dobbiamo fare punti in casa quanto è più possibile, e affronteremo con la stessa determinazione e la stessa tenacia tutte quelle che verranno qui ad Aversa.
Per chiudere il discorso riguardante il campionato di Serie D, poc'anzi ho accennato del Città di Aciriale. Che stagione è stata secondo te quella della Ciriale? Ma dire la classica stagione no, perché quest'anno abbiamo visto qualcosina in più, forse anche a livello societario. Poi ovviamente, come ho detto prima, Più equilibrio? Più equilibrio sia a livello societario e come squadra. Pure la Cireale l'anno scorso ha confermato il mister, quindi su un gruppo che già l'anno scorso bene o male ha amalgamato, quest'anno ha inserito quelle figure di spessore dove determinate gare, vedi le prossime gare, anche quella a casa della Gebison, sì, possono veramente dire che pasta è fatto la Cireale e dove può arrivare la Cireale. Io comunque sono positivo e vedo oggi una grande squadra. Tra l'altro un giocatore come Lodi non è che lo dai facilmente a tutti, no? Esatto. Se ce l'hai all'interno di un gruppo vuol dire esperienza, vuol dire guida. E vuol dire dai un segnale. Dai un segnale con Lodi dai un puoi segnale. fare un campionato da esatto, protagonista. che non ti vuoi accontentare, non hai preso un giocatore di categoria, hai preso un giocatore fuori da questa categoria. È vero, quindi è vero, anche è se vero. sì, acquisti il giocatore, però nel frattempo comunichi a tutti, dai un segnale che la Cireale non vuole accontentarsi. Insomma, da quello che stiamo capendo, questo campionato di Serie D quest'anno è veramente molto intenso, perché 4 squadre nelle zone altissime non si vedevano da parecchie stagioni. Un pronostico attualmente come pensi che possa finire questa stagione? Guarda, da siciliano e da ex, spero veramente nella Cireale che finalmente possa tornare di nuovo tra i professionisti. Però ovviamente sai, altri tipi di squadre come Gebison, Cavese lotteranno fino alla fine, quindi oggi è difficile dirlo, però tifiamo per le squadre siciliane. Dai. Tifiamo a Ciriale, però la Cavese forse in questo momento è quella leggermente quella più in forma è quel gruppo abituato a stare insieme e a vincere. Che sono le credenziali poi per portare a casa il quelle successo. cose un po' in più. È vero, è vero. Bene, allora a questo punto ci fermiamo, 30 secondi di pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza con il nostro ospite, mister Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio. A tra poco. Eccoci rientrati dopo il breve spazio pubblicitario, siete con Penalty il martedì alle 21 sul canale 78 di Gold 78 HD e poi anche in replica il mercoledì dopo le 23. Voglio sottolineare anche i 2 appuntamenti su Telerent 7 Gold, canale 17 del digitale terrestre, il mercoledì ed il giovedì con Penalty ore 13, il quotidiano appuntamento legato al calcio dilettantistico siciliano. Voglio ricordare tra l'altro che proprio la puntata di giovedì sarà dedicata interamente al turno infrasettimanale del campionato di Serie D che giocherà domani. Adesso parliamo subito del campionato di eccellenza e lo facciamo con il girone A. Dodicesima giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati di domenica. Profavara batte Parmonval 2-0, Acragas 2018 batte Mazzarese 2-1,
Rinviata Dolce Onorio Marsala Casteltermini, Mazzara Calcio batte Monreale 3-1, rinviata Enna Calcio Canicattì, pareggio tra Nisse FC e Cus Palermo 0-0, Don Carlo Misilmeri batte Unitas Sciacca 3-0 ed infine Oratorio San Cile e San Giorgio batte Castellammare 3-1. Una classifica un po' dimezzata perché sono veramente tante le partite ancora da recuperare. In testa rimane il Canicattì che deve ancora comunque festeggiare la matematica certezza. Attualmente la squadra di Lillo Bonfatto è in vetta con 61 punti, con 56 l'Acragas 2018, con 50 la Don Carlo Misilmeri, 48 punti il Pro Favara, 44 Mazzarese.2, 43 Enna Calcio insieme all'Oratorio San Cile e San Giorgio, con 42 punti l'Unitas Sciacca, 38 punti per la Nissa FC, 35 Mazzara Calcio, 34 Parmonval insieme al Castellammare, con 12 punti Casteltermini e Monreale, 11 punti Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 9 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, guardiamo subito il tabellino degli incontri. Parmonval Acragas 2018, Cus Palermo Oratorio San Cile e San Giorgio, Canicattì Unitas Sciacca, Don Carlo Misilmeri Nissa FC, Mazzarese.2 Enna Calcio, Castellammare Dolce Onorio Marsala, Casteltermini Mazzara Calcio ed infine Pro Favara Monreale. Se nel girone B il percorso del Ragusa Calcio è stato certamente brillante, possiamo dire anche lo stesso per il Canicattì, che probabilmente quest'anno ha individuato la stagione giusta per fare il salto di categoria. Che stagione è stata secondo te per il Canicattì di Lillo Bonfatto? Guarda, dire la più positiva negli ultimi anni no, perché anche gli altri anni ha fatto è vero, hanno delle anche vinto la stagioni Coppa. positive. Quest'anno è forse stata l'anno giusto, chiamiamolo. L'idea di avere anche investito su un allenatore che non aveva mai fatto questa categoria. Mi hanno parlato benissimo, una persona disponibile pure con i ragazzi, quindi sai, anche là hai gente che l'eccellenza l'ha vinta tantissime volte. Deve avere anche un certo carattere, no? Perché poi ti devi andare a confrontare negli spogliatoi. L'equilibrio giusto. Quando c'è equilibrio in tutto. Aiutato dalla società però, perché se la società non crede, la società, diciamo che ha tanti il anni primo a trovare difficoltà è l'allenatore. Esatto, ma la società diciamo che ha tanti anni che fa capire che vuole fare calcio in maniera seria. Al secondo posto abbiamo l'Acragas di Nicola Terranova che da un paio di settimane, insomma punti su punti, hanno rilanciato tutto il gruppo, complimenti a Terranova, un Acragas che poi a questo punto fa anche paura nei playoff, no? Sì, diciamo che forse con l'avvento del mister ha cambiato marcia, questa squadra ha cambiato marcia, ha fatto anche dei ritocchi giusti nella scorsa finestra di mercato, inserendo comunque giocatori che in questa categoria fanno la differenza. Certo. Vedi Pavic, vedi Angelo Strano, quindi sai, già su un'ottima base, sono riusciti a centrare quegli obiettivi, che magari quei giocatori che mancavano a livello tattico, e oggi l'Acragas credo che è una bella certezza. Si proietta in maniera veramente importante per i playoff. Possiamo parlare di delusione a Caltanissetta? Oppure alla fine il presidente Arialdo Giammusso, che aveva sicuramente tanta voglia di vincerlo questo campionato, ha dovuto arrendersi alle tante difficoltà sia societarie sia anche all'interno della città, che non ha appoggiato poi alla fine al 100% il progetto di Giammusso. Ma guarda, il presidente credo che ama i suoi colori di Caltanissetta, della Nissa, passionale. Ama questa società in una maniera forse incredibile, come nessuno. Ovviamente sperava in qualcos'altro quest'anno, perché anche l'anno scorso ha sempre dichiarato di voler fare campionati importanti, ha sempre preso giocatori importanti, non so in 2 anni quanti giocatori sono passati da Caltanissetta, però sai, non ha trovato quell'equilibrio giusto che gli permetteva comunque di andarsela a giocare fino alla fine. È un vero peccato, perché poi domenica, pareggiando con l'ultima in classifica, ha ridimensionato questa piccola speranza, perché ancora volendo deve recuperare 3 partite. Da recuperare, però ti ripeto, sai, la squadra quando vuole qualcosa te ne accorgi, perché mette dentro dei filotti importanti, mette dentro delle prestazioni importanti, poi quando vai a pareggiare magari una gara del genere viene un po' tutto ridimensionato. Diciamo che ancora matematicamente può tentare l'aggancio, però le difficoltà esistono. Quando c'è matematica è tutto possibile, ci mancherebbe. Guardiamoci il servizio: pareggio tra Nissa FC e Cus Palermo.
Alfonso Virgilio di Campofranco, campionato di eccellenza siciliana per il girone A, il fanalino di coda del girone, il Cus Palermo di Mister Ferrara, reduce alla sconfitta per 3-0 contro l'Unitas Sciacca, rende visita alla lista di Mister Bognanni, reduce da un turno di riposo forzato causa Covid nell'ultima sfida contro il Castellammare. Dirige l'incontro il signor Luigi Pica di Roma 1, coadiuvato da Giuseppe Torre, Barcellona Pozzo di Gotto e Antonino Catanese di Messina, quando grazie alle immagini che ci giungono da Marco Lamento possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Total white per la compagine bianco scudata, maglia rossa e pantaloncini blu per quella palermitana. Al settimo di gioco Pardo fa correre Garofalo che lavora bene sulla fascia destra, pallone dentro all'indirizzo di Retucci, colpo di testa che non c'entra il bersaglio grosso. Al 28esimo gara contrata all'Alfonso Virgilio, la Nissa ci prova da fuori ancora con Mattia Retucci che serve Bognanni, carica il destro a salve. Carnevale blocca senza problemi. Termina così la prima frazione di gioco, parziale ad occhiali all'Alfonso Virgilio di Campofranco. Cus Palermo che si sta difendendo con le unghie e con i denti, facendo anche ostruzionismo. Passiamo allora al film della ripresa che si apre al 55esimo con lo sliding door di questa sfida. Retucci, già ammonito, commette fallo e viene espulso da Luigi Pica per questo intervento a palla lontana. Secondo giallo e conseguente rosso, doccia anticipata per il bomber di Mister Bognanni. Costretto allora a pescare dalla panchina il tecnico giallo-rosso con Mazzoni che rileva Camara sui 6.000 metri quadrati dell'Alfonso Virgilio. Non accadrà più nulla, termina 0-0 tra Nissa e Cus Palermo, una partita a dir poco soporifera, caratterizzata ovviamente dall'episodio che costringerà Retucci a saltare la prossima sfida contro la Don Carlo Misilmeri. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. I complimenti li dobbiamo fare comunque anche alla Don Carlo Misilmeri di Utro, no? Perché credo che entrare nel novero delle squadre che possono ambire al passaggio di categoria non è mai facile. Il presidente ha fatto grossissimi investimenti, squadra secondo me di grande qualità, un allenatore di esperienza. Cosa è mancato per l'ultimo gradino secondo te? Forse la Don Carlo è stata la prima squadra che col mercato e con magari delle dichiarazioni ha fatto capire che questo campionato lo voleva vincere. Forse la troppa pressione di un ambiente non abituato a questo tipo di pressione per vincere il campionato, però credo che poi col mister un po' di equilibrio si è trovato all'interno della società. C'è sempre la carta playoff comunque, perché poi dopo i playoff lo sai, sono un terno all'otto, quindi bisogna avere l'equilibrio giusto anche mentale. È tutto possibile, l'importante è arrivare là con la testa giusta, arrivare là non spensierati, però sai, con quella voglia, arrivare là con quella determinazione tale da poterti giocare tutte le gare. Giochiamo un po' a scacchi. Acragas, Don Carlo Misilmeri, potenzialmente finaliste dei playoff. È una partita che secondo me veramente bisogna giocarla a scacchi, perché sia da una parte che dall'altra la qualità tecnica è esagerata per la categoria. Per la categoria sì, però dobbiamo vedere pure chi gioca in casa e chi gioca fuori. Certo, in questo momento giocherebbe l'Acragas. Sono due piazze particolari. Certo. Giocare ad Agrigento, giocare a Misilmeri, comunque sono delle situazioni tali dove non dico che parti avvantaggiato, però ma quasi ti agevola. Guardiamoci il servizio, vittoria importantissima addirittura a Sciacca della Don Carlo Misilmeri. La partita si è conclusa 3-0 per i ragazzi di Utro. La Don Carlo Misilmeri ritrova la vittoria. Dopo la sconfitta contro l'Acragas, la squadra di Mister Sasautro ha vinto per 3-0 in casa dell'Unitas Sciacca, che non perdeva tra le mura amiche da dicembre ed era reduce da 4 vittorie di fila. Una sfida, quella del Luigi Gurrera, che regala emozioni sin dai primi minuti. È il settimo quando l'Unitas ha la prima chance del match. Calcio di punizione dalla sinistra di Tummiolo, il vento trae in inganno Zumbo che mette in calcio d'angolo. Al 9° minuto il Misilmeri passa in vantaggio. Cross di Concaldi dalla destra, conclusione di Mendola dove Allegro si supera, la palla resta lì e Di Giuseppe insacca di testa, trovando il suo 8º gol stagionale. Da lì a poco il Misilmeri ha altre 2 chance. Prima ci prova Concaldi che salta D'Agata e va alla conclusione con il mancino che termina al lato. Poi Tiscione che con il suo destro non c'entra lo specchio della porta.
Lo Sciacca torna a farsi vedere in avanti a metà del primo tempo con il colpo di testa di Licata che approfitta di un'incomprensione tra Zoom e Pellegrino. Palla al lato. Subito dopo il Misilmeri va vicino al raddoppio con il colpo di testa di Manfrè, ma la palla viene salvata sulla linea da Salvucci. Al 25esimo minuto ci prova poi Ciancimino di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone che termina al lato. I ritmi calano nella seconda parte del primo tempo, ma il Misilmeri al momento giusto raddoppia. È il 35esimo minuto quando Di Giuseppe chiude una perfetta triangolazione con Colcialdi, doppietta per l'attaccante e 9° gol stagionale in campionato. Nel secondo tempo parte bene lo Sciacca, prima la punizione di Licata respinta da Zummo, poi il tentativo in acrobazia di Sant'Angelo su cross dalla destra che termina al lato senza impensierire il portiere della Don Carlo. Il primo tentativo del secondo tempo del Misilmeri arriva al 9° minuto con Di Giuseppe che sfiora la tripletta personale con un pallonetto che termina al lato. È solo l'antipasto del 3-0 siglato da Tiscione. Corta respinta di Allegro sul tiro del numero 4 che è il più lesto a ribadire in rete. Per Tiscione è l'8° gol stagionale. Da lì a poco anche Manfrè e Mendola cercano la via del gol, ma le loro conclusioni non impensieriscono il portiere dell'Unitas Sciacca. Il Misilmeri dunque si limita a gestire il match nella parte finale, dove corre solo un rischio su un contropiede guidato da Messina che non è poi freddo sotto porta per battere Zummo. L'ultima chance del match è di Lucera, ma il suo tiro non crea problemi ad Allegro. Finisce 3-0 con il Misilmeri che sale a quota 50 punti in classifica. Chiudiamo dunque il discorso riguardante il girone A del campionato di eccellenza. Abbiamo capito che mister Raciti sottolinea che giocare in casa la finale playoff potrebbe essere quella la svolta più importante, però è anche vero che poi ci sono anche tutte le altre che devono comunque perdere contro Akragas e Don Carlo Misilmeri, esatto. Enna Calcio o la stessa Pro Favara che da un paio di settimane a questa parte, a parte insomma, la sconfitta della settimana scorsa, è in classifica, va sempre bene. La Pro Favara è stata, diciamo, la mina vacante di questo campionato del girone A, perché ha fatto capire che può perdere con chiunque ma può vincere con chiunque. Quindi ha fatto anche prestazioni importanti quest'anno. Ovviamente non tralasciamo il discorso che l'Enna è una grande squadra. La Nizza stessa è formata da un ottimo 11, quindi anche se diciamo Akragas e Misilmeri oggi si trovano al secondo e al terzo posto, però non tralasciamo il discorso di qualche sorpresa, perché è gente che le sorprese li sa fare e li può fare. E adesso voltiamo pagina perché dobbiamo parlare di questo girone B che vede protagonista assoluta il Ragusa Calcio. Un Ragusa che settimana dopo settimana, vittoria dopo vittoria, pareggio dopo pareggio, ha fatto capire che c'è molto equilibrio tattico e anche certamente un pizzico di fortuna che può servire, deve servire durante la stagione, no? Deve. Perché in alcune partite importanti puoi soffrire, ma se fai quel gol in più ti permette di vincere la partita e far capire che evidentemente anche dal punto di vista mentale è una squadra che non molla mai. No, questo credo che è il marchio di fabbrica quest'anno di questa squadra. E anche e soprattutto il tuo marchio di fabbrica, perché io conosco un po' la tua tipologia di gioco. Quindi sai, anche la fortuna stessa, sì, va bene, la fortuna fino a un certo punto, però già sono passate diciamo tantissime settimane. Non è fondamentale, però la fortuna non guasta mai. Non guasta mai. Credo che c'è tanto lavoro da parte dei ragazzi, tanto interesse da parte dei ragazzi a fare bene, a giocarsi questo campionato fino alla fine, sai, poi subentrano tanti altri discorsi anche ti toccano a livello anche mentale, perché all'inizio non parti con i favori del pronostico da parte diciamo degli addetti ai lavori, del campionato, sai, ti subentra un po' di rabbia, no? È vero. Quindi non vuoi far brutta figura e poi gara dopo gara capisci che puoi giocarti veramente qualcosa di importante come credo che quest'anno abbiamo fatto. Guardiamo subito i risultati di domenica. Domenica si è giocata la 12ª giornata di ritorno. Carlentini batte Atletico Catania 4-0. Città di Via Grande batte Città di Taormina 1-0. Città di Siracusa batte Cicatena 3-0. Ragusa Calcio batte Santa Croce 2-0. Pareggio tra Real Siracusa, Belvedere e Palazzolo. IGA 1946 batte Virtus Ispica 2020 6-0.
Hanno riposato la Ionica FC e la Nebros. Guardando la classifica, conferma dunque per la squadra del Ragusa in testa con 61 punti, 57 GEA 1946, 56 Ionica FC con 40 punti, Nebros e Carlentini, 39 Città di Siracusa con 34 Città di Taormina, 28 SC Palazzolo, 24 Real Siracusa Belvedere, 22 Virtus Ispica 2020 con 19 punti Città di Via Grande ed Aci Catena, 15 punti per il Santa Croce, meno 2 per l'Atletico Catania. Una partita in più per Nebros, Carlentini, SC Palazzolo, Città di Via Grande, Aci Catena e Santa Croce. Si ritorna in campo domenica con qualche scontro importante, non tanto per la vittoria finale di questo girone, ma anche forse per coordinare quella che sarà la griglia dei playoff. Le partite saranno Santa Croce Atletico Catania, Nebros Ragusa Calcio, Aci Catena Real Siracusa Belvedere, Città di Siracusa IGE 1946, Ionica FC Virtus Ispica 2020, SC Palazzolo Città di Taormina, riposeranno Città di Via Grande e Carlentini. Allora facciamo così, prima di parlare della tua bella squadra ci guardiamo gli highlights della vittoria contro il Santa Croce con anche l'intervista di un ritrovato Alessandro Randis e così poi abbiamo modo anche di capire quale sarà a questo punto il modo per portare punti via dal campo della Nebros, punti che saranno importantissimi probabilmente per la vittoria finale di questo girone. Pertanto guardiamoci subito gli highlights. Santa Croce che perde 2-0 proprio contro il Ragusa Calcio. È stata una bella partita, faccio i complimenti a Santa Croce, sono una bella squadra, non rispecchia la classifica che hanno, è stata una bella partita combattuta, abbiamo ottenuto i 3 punti che era quello che volevamo. Sì, mancava, il gol in casa mancava, il periodo buio diciamo che è passato. Tre finali, abbiamo altre 3 finali, la prima domenica. E cercheremo di dare sempre il massimo e raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. Allora, questa gara sapevamo sin dall'inizio che era una gara tosta, una gara in cui si doveva combattere in tutto e per tutto per portare i 3 punti a casa. Ce l'abbiamo fatta con la nostra qualità, con la nostra rabbia che ci ha sempre contraddistinto e portiamo questi 3 punti a casa fondamentali.
gara contro la Nebros non facile anche quella, puntiamo sempre sulla nostra voglia di vincere e andiamo lì con tanta voglia di andare in Serie D. Forza Ragusa, sempre. Partita importante contro la Nebros, che non ha nulla da chiedere ormai al campionato, però dovete giocare in un campo che è stato sin qui sempre molto difficile. Che partita sarà e come la stai preparando, se ce lo puoi svelare? C'è tantissimo da dire, da preparare a questo punto della stagione. Ovviamente la gara sarà una gara, credo, dura e tirata come sono state tutte le altre partite, ma ti ripeto, il discorso forse più sensato è che oggi qualsiasi avversario non vuole fare brutta figura e vuole fermarci. Questo ormai credo che è un dato di fatto da parte di tutti, anche vedendo un po' le interviste dall'altra parte, quindi chiunque parla di imbattibilità, chiunque parla di vittoria contro di noi, quindi è giusto che andiamo preparati mentalmente, andiamo preparati fisicamente, perché sicuramente anche se sono le ultime 3 gare, ma nessuno credo che ci ha regalato niente in questo campionato, ci regalerà nulla per le ultime 3 gare. Certo. Per quanto riguarda la griglia dei playoff, ho detto bene, sono 2 partite un po' da prendere con le pinze, perché l'Igea, insomma, non credo che avrà vita facile contro il Città di Siracusa, e giocare a Siracusa è sempre molto impegnativo. Sì, ma anche dall'ambiente di Siracusa, per quello che comunque fuoriesce anche dalla comunicazione che dà il Siracusa tutte le domeniche, ancora fino a quando c'è matematica, è giusto che credono nel discorso dei playoff, quindi ancora sono tutte gare da giocare. Ovviamente giocare a Siracusa è difficile, e questo credo che lo sa pure l'Igea, e affrontare l'Igea è difficile, credo che questo lo sa pure il Siracusa. È vero. Quindi ancora sono delle gare tutte da giocare. La Ionica FC sulla carta ha una partita un po' più abbordabile, no? Sì, però dopo poi ha due gare difficili. Va a Barcellona con lo scontro diretto, e poi va in casa, gioca contro il Siracusa. Guarda, tu le hai affrontate tutte e 2, le hai pure battute tutte e 2. A parità, chi potrebbe effettivamente avere più vantaggio nei playoff arrivando al secondo posto? Ti dico che sono due squadre totalmente diverse per idee, per modi. L'Igea è una squadra di categoria, con giocatori anche di categoria superiore. Lo Ionica è una sorpresa. Lo Ionica è formata da gente che sicuramente può fare la sua figura pure nella categoria superiore. È vero. Però non hanno la pressione che oggi può avere l'Igea, anche perché, parliamoci chiaro, contro di noi l'Igea ha pagato questa pressione di giocare in casa, di dover vincere a tutti i costi. Non è stata la solita Igea quella che comunque è stata per tutto il campionato. Quindi un'Igea un po' immatura, no? Perché una squadra matura arriva al big match con la giusta mentalità, proprio perché sa che vincendo potrebbe sperare di vincere il girone. Sì, di vincere qualcosa di importante, però dall'altro canto c'è quella pressione che a volte, sai, può essere... Il rovescio della medaglia. Esatto, insomma. può essere una grandissima squadra, ma quella pressione, quella voglia di vincere a tutti i costi, a volte può giocarti brutti scherzi. Potrebbe, insomma, aver buttato le basi per la prossima stagione il Carlentini, secondo te? Sicuramente sì. Carlentini... Voi ci avete pareggiato qualche Noi ci abbiamo pareggiato, alla data abbiamo vinto 1-0, una gara difficilissima, e ti sappiamo dico che insomma, le squadre di Natale sono dure a morire. No, ma ti dico che, guarda, il discorso Carlentini secondo me è tra quelle squadre nel gruppo di testa playoff che secondo me poteva fare qualcosina in più. Perché se noi andiamo a vedere il pacchetto attaccanti che c'è il Carlentini, credo che non c'è nessuna squadra in questo per la campionato. Categoria sicuramente. Quindi sai, anche dietro, in mezzo al campo, anche gli under sono tutti under
buoni, validi per questa categoria. Secondo me, sai, forse il discorso di campo all'inizio, questo ha influito tanto. Certo. Però secondo me all'inizio la mettevo come quella squadra, come poco fa abbiamo parlato della Mazzarese, abbiamo parlato non so, del Pro Favara, no? Sì. Quella squadra che veramente poteva essere quella mina vacante fino all'ultimo, però adesso vediamo che comunque ha mollato un po' prima rispetto. Chissà che cosa potrebbe insomma dire per loro la prossima stagione, però, no? Sì, perché ma sicuramente buttano le basi. Ma guarda, quella base di questa è una base importante. Certo. Non serve tantissimo per fare, non so, ancora bene. Serve quasi nulla. Un altro anno ovviamente giocare tutti quanti insieme, un altro anno lavorare con lo stesso mister, con la stessa società che è una società seria. Aiuta tantissimo. Però ti dico che è una squadra che non vuole mollare fino alla fine. Le conosciamo le squadre di È una squadra che Natale. contro di noi infatti è stata una gara tiratissima fino al fine partita. Siamo stati un po' sfortunati, potevamo sicuramente vincerla questa gara, però ti dico che alla fine il punto a Carlentini ci sta bene, l'abbiamo preso con tanto forza e vigore. Esatto. Allora, per chiudere questo girone e anche la tua ospitata qui a Penalty, apriamo appunto il discorso riguardante questo Ragusa Calcio. Ragusa fa parte sempre di quei blasoni, di quelle città dove il calcio l'ha fatto in maniera seria e in maniera importante. Quindi se tu non fai capire dall'inizio che la stagione che vuoi fare, la vuoi fare in maniera seria, no per vincere, attenzione, il pubblico, la Ragusa sportiva è abituata a lavorare in maniera seria, magari non gli interessa tantissimo il risultato come gli interessa magari la serietà della società. Quest'anno credo che negli ultimi 2 anni la società sta dimostrando di essere veramente una società forse di altre categorie ed è giusto che vada in altre categorie come organizzazione, come serietà e come ambizione. Quindi sai, quando bene o male il pubblico, i sportivi, i tifosi vedono che dall'altra parte c'è una società seria che la pensa come loro, è normale che poi il pubblico alla fine si avvicini. Anche perché poi un pubblico come Ragusa, capoluogo di provincia, aiuta in uno stadio a spingere l'11 titolare, no? Esatto, poi aiuta pure la provincia calcistica, perché prima parlavamo fuori onda che... Una provincia che si sta risvegliando. Sì, perché quando nel 2007-2008, quando ho iniziato il primo anno a giocare da calciatore, a fare parte del Ragusa Calcio, ricordo che c'erano squadre come Vittoria in Serie D, squadre importanti, Modica squadre importanti, Comiso, Scicli stesso in promozione, tantissime squadre, il Modica, tantissime squadre dove andavano a fare campionati in Serie D e campionati di eccellenza veramente importanti, quindi sai, risvegliare di nuovo questa provincia che è una provincia ricca, non è una cosa da poco conto. È vero, è vero. Filippo, la società il prossimo anno ha sicuramente l'obiettivo di quantomeno stabilizzarsi in una categoria che potrebbe essere la Serie D, promozione di scaramanzia, è giusto dire così, ma una Serie D dove probabilmente bisogna diventare poi protagonisti proprio perché la città lo vuole, o sbaglio? In questo momento intanto ci sono a giocare 3 partite. Lo so, infatti ho voluto fare questa precisazione. Quindi poi questi sono discorsi che si faranno non molto più avanti perché poi bisogna programmare subito. Perché anche il salto è un salto difficile, un salto complicato dove ha bisogno di tantissima organizzazione, a parte il discorso giocatori e tutto, però ha bisogno di un'organizzazione societaria e di una stabilizzazione, no? A livello proprio di calcio in una categoria, nella massima categoria dilettantissima. Filippo è pronto per la Serie D? Ma guarda, io sono pronto per... Che domanda che ti ho fatto! Perché ha bisogno, diciamo, nel senso perché vuole con me condividere magari, non so, annate... in questo momento ho avuto la fortuna di fare tantissime annate magari importanti, se poi ovviamente tutto dipende dalla società. Certo, poi mi hanno pure detto che hai uno staff ben amalgamato e questo proprio anche dal punto di vista tecnico è tantissimo. Guarda, questo è tantissimo e veramente sono felice, sono proprio dire onorato è poco, perché quando ogni giorno hai a che fare veramente con professionisti, pure se siamo in una categoria comunque dilettante, però sai, quando sei professionista in testa lo sei in qualsiasi categoria. Beh, abbiamo sempre detto che l'eccellenza qui in Sicilia non è proprio una categoria da dilettanti, perché avendo poche squadre in Lega Pro, il gradone viene ammortizzato molto dall'eccellenza e un po' anche dall'interregionale, ma l'eccellenza diventa proprio fulcro. D'altra parte quante capoluoghi di provincia ci sono? Esatto, però sai, anche nei professionisti a volte non trovi persone che
mentalmente sono professionisti. Questo è vero. Quindi sai, lavorare già con gente come Valerio Puma, che ormai da tantissimi anni è con me, Alessandro D'Antoni per il ruolo di preparatore dei portieri, Paolo Interlando per quanto riguarda i discorsi di preparazione atletica, sono persone comunque che lavorano veramente H24 e non smettono un secondo proprio di lavorare per i ragazzi. Da poco si è aggiunta pure Gabriele Tumino, che è un match analyst, quindi un ragazzo di 19 anni, giovanissimo, preparatissimo. Figura che sta diventando sempre importante anche nei dilettanti. Esatto, figura che diventa importantissima e veramente ti aiuta in tantissimo. Allora, per chiudere, un sogno, regalacelo. Qual è il tuo sogno? Ma il mio sogno... Da allenatore, tra l'altro insomma hai avuto un'esperienza in Portogallo, toccata e fuga, ma per scelta, perché poi ambientarsi, cambiare vita con la famiglia è sempre molto difficile. Ed intelligentemente tu hai preferito fermarti nel momento giusto e magari poi chissà ritornare con più esperienza, rivivere un'esperienza di quel genere. Con piacere, veramente, questo spero in futuro, per oggi se parliamo di sogno veramente intanto finire questo campionato nel miglior modo possibile, perché dopo diciamo il double di promozione, un altro double di eccellenza, non so. E ci metterei anche l'imbattibilità, dai. Vediamo, questa poi vediamo fino a fine anno, quindi non so chi l'ha realizzato, però credo che sia veramente per me una bella bellissima, accoppiata. e a parte sono contento veramente per i ragazzi che dal 2 agosto che lavorano in maniera incredibile. Bene, allora ringrazio la presenza di Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio, Grazie a cui Pietro, auguro è sempre un piacere. un grande in bocca al lupo per questa parte finale importantissima della stagione, con la promessa davanti alle nostre telecamere, che se tutto andrà per il verso giusto, incrociamo le dita, ospite fra 4 settimane precise. È sempre un piacere. Grazie. È con piacere, veramente. Grazie a Filippo Raciti. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, volteremo pagina perché poi parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione. A tra poco. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, abbiamo già messo da parte naturalmente i commenti, i risultati, le classifiche e anche l'ospite della nostra prima parte, mister Filippo Raciti del Ragusa Calcio. Abbiamo ampiamente parlato del campionato di Serie D, abbondantemente parlato anche del campionato di eccellenza. Adesso apriamo la parentesi dedicata ai 4 gironi del campionato di promozione e in questa seconda parte però attenzione perché ospitiamo un allenatore che vince quest'anno il campionato di prima categoria ed il prossimo anno giocherà giustamente il campionato di promozione. È con noi Eugenio Seminara, allenatore dell'RSC, che sarebbe specificatamente Russo Sebastiano Calcio, e si gioca a Torre Archirafi. Mettiamo i puntini sulla I, giusto? Sì. Intanto buonasera e Buonasera grazie per l'invito. Grazie per aver accettato appunto anche il nostro invito. È finita ormai la stagione, praticamente voi abbondantemente prima della fine appunto della stagione regolare avete coronato il sogno di portare la Russo Sebastiano in promozione. Devo dire di sì, sono annate che non capitano spesso e quindi ci godiamo questo momento. So del vostro antagonismo con il Riposto,
che attualmente tra l'altro sono secondi in classifica. Sì, ma io mi auguro che facciano bene anche loro. Sì, un'ottima squadra che ci ha dato parecchio filo da torcere. Infatti l'unico pareggio che abbiamo fatto con loro nel girone di andata, poi al ritorno abbiamo vinto per 2-1. Ma il campionato di prima categoria, che è un campionato sempre molto difficile, molto particolare, perché molti giustamente lavorano durante la settimana, quindi insomma gli allenamenti serali certe volte sono veramente un po' più pesanti del solito, è un campionato però che alimenta una determinazione che poi diventa necessaria per affrontare il campionato di promozione forse anche con più mentalità. Allora, innanzitutto nessun campionato si vince facilmente, giusto. Tantomeno quello di prima categoria, dove le problematiche sono diverse. Io ho avuto la fortuna di avere un gruppo compatto, coeso, fatto da gente anche molto seria, diciamo, ho avuto dei professionisti nel dilettantismo e questo ci ha permesso di fare bene. Nelle difficoltà i ragazzi più grandi sono riusciti a trascinare i più giovani che hanno dato fatto un gruppo, insomma. Abbiamo fatto un gruppo, ma la società da 3 anni cercava di vincere il campionato. 2 anni fa c'ero anch'io, poi purtroppo il campionato è stato sospeso causa Covid, così come è successo l'anno scorso. Quest'anno alla vigilia della prima giornata di campionato sono stato richiamato, ho trovato il gruppo che avevo lasciato, tranne qualche ragazzo in più. Io conoscevo la squadra, ho chiesto soltanto un rinforzo in avanti che diciamo, che è arrivato, tra virgolette è stato facile, ma come hai detto bene tu, non è mai facile vincere una l'abbiamo stagione. reso facile, facile. Ma Eugenio, per te è la prima promozione ufficialmente sul campo da allenatore? Allora, la prima promozione, comunque avevo avuto un'esperienza in promozione, è un campionato nel quale sono giunto al primo posto, però assieme ad un'altra squadra, poi lo spareggio non è andato bene, così come quindi purtroppo il playoff. Ufficialmente la prima vittoria allora. Sì, però io ho vinto anche il titolo regionale con la Juniores della Ciriale per le squadre di Serie D, con qualificazione alla fase nazionale. Conferma per la prossima stagione? Ci dobbiamo sedere con la società, Sebastiano. credo che non ci siano problemi, la mia volontà è quella di continuare con questa società che mi fa stare veramente bene. D'altra parte quando c'è un gruppo insomma, e tutti remano verso la stessa direzione, questo qua agevola e fa piacere poi vivere la stagione calcistica. Non c'è dubbio, ripeto, sono stato richiamato e sono tornato molto volentieri e ripeto con un unico obiettivo, quello di portare questa società per la prima volta nella sua storia in promozione. E ci sei riuscito, complimenti. Ma hai seguito nel frattempo i campionati di promozione? Sì, un po' tutti. Allora, così vediamo un pochettino quello che sarà il palcoscenico che vi vedrà, speriamo, protagonisti il prossimo anno. E partiamo subito intanto con il girone A. Si è giocata la 9ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Fulgatore batte Partinica Audace 2-0, Resultana San Lorenzo batte Folgore Castelvetrano 3-1, pareggio tra Villa Abate e Supergiovane Castelbuono 3-3, Raffadali 2018 batte Alba Alcamo 1-0, Casteldaccia batte Città di San Vito Lo Capo 2-0, Gangi batte Lascari Cefalù 1-0 ed infine Camarat batte Città di Carini 2-1. Con questa vittoria il Resultana San Lorenzo praticamente abbraccia ormai questo benedetto campionato di eccellenza, manca ormai qualche piccolo punto per la matematica certezza, attualmente la troviamo in testa con 53 punti, con 48 il Casteldaccia, 42 Folgore Castelvetrano insieme al Gangi, con 40 punti Fulgatore, 37 Raffadari 2018, 31 Lascari Cefalù, 28 Alba Alcamo, con 26 Città di San Vito Lo Capo, 20 punti per Città di Carini e Partinica Audace, 19 Camarat, 17 Supergiovane Castelbuono, chiude la classifica il Villa Abate con 12 punti. Eugenio, come hai ben notato, anche in questo girone di promozione
categoria certamente non ideale per realtà come Alba Alcamo, Folgore Castelvetrano. Credo che ormai il discorso per il primo posto sia Resultano chiuso. Ormai Resultano che ha incontrato in Coppa, tra altre cose Real giocheranno proprio domani il ritorno. Sì, mercoledì non potrò vederla perché io sono impegnato a Vizzini, però mi dicono che è una gran bella squadra. Una grandissima realtà, una realtà che sta costruendo un percorso che insomma la vede un po' proiettata come seconda realtà calcistica a Palermo, perché Palermo non ha squadre nell'interregionale. Adesso quest'anno insomma in eccellenza il CUS Palermo attualmente ultimo in classifica, rischia di perdere questa possibilità di avere 2 squadre appunto nel campionato d'eccellenza, la realtà palermitana, quindi diventerebbe a tutti gli effetti seconda squadra, una forza importante. Sì, non c'è dubbio, diciamo che anche in zona l'Aspra di Bagheria è già stata promossa in promozione, quindi ci sono altre realtà che si stanno facendo avanti. Il campionato di promozione, come tu ben sai, è sempre un campionato da prendere con le pinze, perché bisogna veramente organizzare un gruppo che riesca a seguire il proprio mister, la propria società praticamente per tutta la durata della stagione. Non ci si può distrarre facilmente. Questo diciamo che deve avvenire in qualsiasi categoria, non c'è dubbio, però comunque la differenza tra le varie categorie c'è, non c'è dubbio. È vero, è vero. Bene, a questo punto voltiamo pagina, parliamo di un intenso girone B. Anche in questo girone si è giocata la 9ª giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati. Gioiosa batte Messana 1966 1-0, Acquedolcese batte Stefanese 4-1, pareggio tra Atletico Messina e Milazzo, pareggio anche tra San Cataldese e Torrenovese 1-1, rinviata Castelluccese Gescal, vittoria del Promende 4-1 contro il Baldinisi ed infine Profalcone batte Sinagra Calcio 3-2. Con questa vittoria anche il Rocca Acquedolcese allunga leggermente rispetto alle inseguitrici, però ancora tutto è aperto. Guardiamo la classifica, Rocca Acquedolcese in testa con 46 punti, ma 2 partite da recuperare, con 43 la Torrenovese e con 41 il Promende. 39 per il Profalcone, 38 per il Milazzo, 34 per il Messana, con 32 la San Cataldese, 27 per l'Atletico Messina, 24 per il Gioiosa, con 22 punti Castelluccese, 19 Gescal, 15 Baldinisi e Sinagra Calcio, con 11 punti la Stefanese. È un girone molto ingarbugliato, si aspettavano molto dal Milazzo, è uscita fuori questa Rocca Acquedolcese, adesso c'è questa Torrenovese. È un ingarbugliato, ma ci piace perché c'è agonismo. Io credo che il campionato sia pressoché chiuso. Poi c'è tutto il ternallotto dei playoff, però. Non c'è dubbio. Non c'è e lì sarà battaglia. Lì ci saranno delle gran belle sfide. È vero, è vero. Guardiamoci la vittoria della Rocca Acquedolcese 4-1 in casa della Stefanese. Un match, quello del Salvo La Rosa, che si apre dopo 6 minuti quando Cangemi chiama al primo intervento della partita Caruso. La risposta della Stefanese 2 minuti dopo con la Spisa che ci prova da fuori, non centrando lo specchio della porta. Passano 3 minuti ed è nuovamente la formazione di Palmeri a rendersi minacciosa con il solito Cangemi che chiama agli straordinari il portiere nero-arancio. Non sta a guardare la formazione di casa che al 19esimo prova a bussare alla porta di Caserta con la conclusione di Di Lorenzo che si perde di poco sul fondo. Poi però il Rocca Acquedolcese torna a spingere dopo la solita conclusione di Cangemi, prontamente disinnescata da Caruso. I biancoverdi la sbloccano al minuto 39 quando proprio il classe 2002 raccoglie il tiro cross di Lime da 0 metri, mette alle spalle del portiere il pallone dello 0-1 e che gli vale come 7° centro in campionato. La Stefanese accusa il colpo e al minuto 42 gli ospiti raddoppiano con Lima, Lesto a ribadire in rete la respinta di Caruso sul colpo di testa di Russo, facendo
facendo così. Stefanese 0, Rocca Acquedolcese 2. Per Lima invece è la sesta rete in campionato. Nella ripresa la Stefanese tenta di riaprire la partita al 52esimo. Di Lorenzo di testa manda sul fondo la punizione di La Spisa. Gli ospiti rispondono con 2 tentativi ravvicinati di Lima, che prima non riesce a deviare in rete il cross dal fondo di Restifo e poi di testa su azione d'angolo trova la decisiva respinta di Caruso. Ma la Stefanese è comunque in partita e al minuto 58 la potrebbe riaprire con Ricciardi, che però conclude in bocca a Caserta l'ottimo servizio di La Spisa. Al 67esimo Restifo con una personale azione entra in area stefanese e viene toccato nettamente da Galbo. Sarebbe calcio di rigore, ma il signor Pernice inspiegabilmente concede ai biancoverdi un calcio di punizione fuori area. Nonostante ciò il Rocca Acquedolcese trova comunque il gol al minuto 78, quando Restifo con un tentativo di rilancio da centrocampo coglie di sorpresa Caruso fuori dai pali e quasi in maniera incredula firma così il 3-0 per i suoi, e che gli vale come secondo centro in campionato. Nell'azione del gol il fischietto di Marsala espelle poi il giocatore stefanese Danzè, entrato in campo nel secondo tempo con i locali che di fatto rimangono in 10 uomini. Pur con l'inferiorità numerica i padroni di casa accorciano le distanze 4 minuti più tardi con il neo entrato Gagliano, che dal limite infila all'angolo più lontano alla destra di Caserta per la rete dell'1-3. Ma al minuto 86 gli ospiti rimettono le cose a posto con Iuculano, che da pochi passi deve solo spingere in porta all'angolo di Bontempo, fissando il punteggio sul definitivo 4-1 per i biancoverdi, mentre per Iuculano è la quinta rete in campionato. Il Rocca Acquedolcese si conferma in testa alla classifica del girone B con 46 punti, la Stefanese invece rimane all'ultimo posto con 11. Poc'anzi parlavamo del Milazzo, blasone, società, stadio, adesso è arrivato anche mister Venuto. Voglio dire, la volontà di questa realtà c'è di vincere il campionato, però poi bisogna giocare le partite. Soltanto col blasone non si vince, però credo che il Milazzo abbia le carte in regola per fare bene nei playoff. Attenzione ai playoff, che come al solito anche quest'anno saranno difficili ancora di più rispetto allo scorso, perché poi c'è tutto l'incastro con gli altri gironi. Sì, chi vince i playoff del proprio girone poi dovrà andare ad affrontare. Insomma, finali su finali. Sì, Lo spettacolo è assicurato. Non è un cammino facile, spettacolo assicurato per noi che faremo da spettatori. Per una società che si vede poi dopo aver la tensione non mancherà. Una stagione ad alti livelli, giocarsi tutto magari con in partite secche. Magari chi arriva nelle prime posizioni, chi arriva al secondo posto, magari avrà 2 risultati a disposizione. Almeno nella prima fase. Nella prima fase, poi dopo diventa partita secca. Quando ci si incontra con le vincenti dell'altro girone. Sì. È vero, è vero. Guardiamoci il pareggio dell'Atletico Messina 3-3 proprio con il Milazzo. Ventiduesima giornata del campionato di promozione siciliana per il girone B. Il Milazzo, reduce dalla vittoria interna per 2-0, rende visita a un Atletico Messina che invece è caduta sul campo della Pro Falcone col medesimo risultato. Apre la sfida il mancino di Felice Affè, che lambisce il palo alla sinistra dell'estremo difensore Mamertino. Al 7° sponda di dama per Misiti, carica il destro a salve in bocca a Previti, che fa sua la sfera in 2 tempi. Un minuto più tardi Gulletta fa sportellate con l'intera retroguardia Mamertina, cross dentro ribattuto, ancora Gulletta che giunge sul pallone, massima punizione, calcio di rigore in favore dell'Atletico Messina. Atterrato da Brunetto sul punto di battuta va Marco Libro, spiazzato l'estremo difensore del Milazzo. Atletico Messina in vantaggio a sorpresa all'Ambiente Stadium. Al 22esimo però lo stesso Marco Libro si fa soffiare il pallone da Misiti, che ancora una volta arma il destro. Pericolosissimo il tentativo dell'ex Regina e San Luca alla mezz'ora, al lancio perfetto per Salvo Leo dalla destra.
sull'esterno della rete il suo destro potentissimo. 4 minuti più tardi sale in cattedra Salvo Trovato, il cross per la testa di Dama, la palla ballonzola in area ma è tutto fermo per posizione di offside, proprio però al primo dei 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Nisseno. Trovato spalanca l'orizzonte di Arena, palla illuminante per il numero 11 che si presenta a tu per tu con Previti sulla ribattuta e Misiti a pareggiare per il Milazzo. Segue solo il duplice fischio del direttore di gara Habba, squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Misiti risponde all'iniziale vantaggio di Marco Libro quando passiamo con le nostre mani al cure di Antonio Caroe, al montaggio di Francesco Morabito, al film della ripresa al 50esimo. Proteste in casa Milazzo per un possibile fallo di mano di Lembo sulla girata dell'eterno Santo Matinella. Lascia proseguire il direttore di gara in questa occasione al 54esimo. Peppe Dama porterà in vantaggio i Mamertini con questo preciso colpo di testa che batte Previti, e allora la formazione del tecnico venuto passa all'Ambiente Stadium. Non è finita però all'ora di gioco. Leo ancora per la testa di Dama, imprecisa in questa occasione il tentativo dell'ex Cicatene Aci Sant'Antonio. Pesca dalla panchina mister Liotta, dentro Currò in luogo di Princi al 72esimo. Schema su piazzato dell'Atletico Messina, al libro serve De Tommasi che pareggia i conti 2-2 all'Ambiente Stadium. Ha pareggiato l'Atletico Messina. Quanto cuore per i biancazzurri quest'oggi, che però si devono guardare dalle offensive mamertine con Matinella, scodella avanti il pallone, resta lì. Allora Dama in profondità ancora per Arena che sguscia alle spalle la retroguardia atletista, destro al lato al 78esimo. Palla per De Tommasi che si allarga, riesce a prendere il fondo, mette dentro per Cucinotta. 3-2 per l'Atletico Messina, ha segnato il magico al minuto 78. Atletico Messina che l'ha ribaltata. Seconda rete stagionale per il difensore goleador, ci crede però il Milazzo in avanti all'82esimo con Dama che serve un compagno, si gira in area, Trovato, si stampa sulla traversa il mancino dell'ex capitano del Gescal. Ancora forze fresche dalla panchina, dentro Pollicino in luogo di De Tommasi, minuto 84. 2 minuti più tardi ci riprova Felice Affè, il tentativo a giro però non sorprende l'estremo difensore mamertino. All'87esimo dentro anche Nicola Manzella proprio in luogo di Felice Affè. Milazzo che però cerca il pareggio a spron battuto, palla scodellata in area di Matinella per Cucinotta, resta lì il pallone, interviene Arena, atterrato a Cucinotta, massima punizione per il Milazzo. Scoccato il 90esimo, si presenta Peppe Dama sul punto di battuta, ipnotizzato da Previti, si resta sul 2-3 all'Ambiente Stadium, ma è una gioia fugace perché 90+4, cross di Cardia, ancora per la testa di Dama, abbattuto da Previti. Secondo calcio di rigore in appena 4 minuti, all'occasione di rifarsi il bomber mamertino va dagli 11 metri, questa volta potente sotto la traversa per il pareggio mamertino. Folle sfida all'Ambiente Stadium, seguirà solo il triplice fischio del direttore di gara. Atletico Messina, Milazzo è già storia e termina per 3-3. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima. Si parlava poc'anzi della Torrenovese, ma che comunque rimane sicuramente la squadra rivelazione di questo girone, Eugenio, perché insomma se ne parlava poco, punto dopo punto si è trovata altissima in classifica. Sì, e poi credo anche che sia una squadra molto giovane. Io ho visto gli highlights relativi ad alcune loro partite e devo dire che giocano anche abbastanza bene. Quanto incide il fatto di avere all'interno di una rosa in promozione 4-5 ragazzi che sono pronti per la categoria? Fanno la differenza, i ragazzi juniores fanno veramente la differenza, sono importantissimi. E bisogna creare il giusto connubio tra gente che ha una certa esperienza e lì poi viene fuori il gruppo, e le nuove leve. È vero, è vero. In prima categoria quest'anno con il gruppo juniores tu come ti sei trovato? Sì, io benissimo, ragazzi validi, tra le altre cose sono anche contento del fatto che quest'anno con me ha fatto benissimo un ragazzo che 2 anni fa giocava a stento negli allievi, l'ho fatto allenare con me già 2 anni fa. Merito anche dell'allenatore, diamo merito all'allenatore. Quest'anno ha fatto veramente bene, sta crescendo così come gli altri 2 ragazzi, parlo di Fiorenzo Papa, di Samuele Forzisi e di Stefano Proietti, ragazzi veramente
principalmente educatissimi. E questo è importante. Questa è la cosa più importante, ma poi che ti seguono, hanno voglia di apprendere. Io penso veramente. che la più grande soddisfazione di un allenatore è quella anche di veder crescere poi pian pianino il talento all'interno del proprio gruppo, è una cosa bellissima che ti dà più soddisfazione. Condivido perché insomma per esperienze personali io penso che il percorso di crescita di un giovane all'interno di un gruppo maturo è meraviglioso, se riesce è meraviglioso. Sicuramente. Bene, allora chiudiamo il gruppo del girone B guardandoci il pareggio con la Sant'Angiolese da parte della Torrenovese. La Sant'Angiolese, mini bestia nera stagionale della Torrenovese, impone il pari alla vice capolista, facendole perdere quota dalla vetta. Adesso distante 3 punti e con alle viste lo scontro diretto di mercoledì al Salino Giuliano, vera e propria gara spartiacque per l'alta quota. Perdono quota anche i padroni di casa che incamerano 1 punto ma provenivano da ben 5 vittorie consecutive. Gara che si accende subito e per poco non si apre al minuto 9, quando Danna pennella in aria per il piccolo di statura Capitan Gioitta che di testa scheggia la traversa. Torrenovese che insiste e Truglio apparecchia per Peppe Mazzuff, ma la conclusione non solletica la porta di Jairo. Porta che viene gonfiata dalla Sant'Angiolese al minuto 17, quando Spinella ci crede su una palla quasi innocua, serve in aria tranchita, rigore in movimento e palla in fondo al sacco. 13° centro stagionale per il 7 di casa, bravo a seguire l'azione e depositare la sfera alle spalle dell'incolpevole Inferrera. La rete scuote i ragazzi di Nardi che reagiscono e costruiscono una miriade di palle gol ma senza raddrizzare il match. Protagonista Peppe Mazzuff che si libera al tiro con palla neutralizzata dall'estremo di casa, numero 9 che qualche minuto più tardi su imbucata di Truglio calcia a rete ma la palla finisce fuori di un soffio. Rete che non si gonfia nemmeno al 32°, quando ancora Mazzuff di testa trova sulla linea la respinta di Tuccio. Sembra un monologo e Bucolo al 35° prova la soluzione dalla distanza, con Jaimo che soffia per far spegnere la sfera fuori dal specchio della porta. L'ultimo tentativo rosanero della prima frazione capita sui piedi di Gioitta, ma ancora una volta senza l'effetto sperato. Primi 45 minuti che si concludono con la combinazione Spinella-Tranchita con Inferrera che si rifugia in corner. 2 cambi più un terzo ad inizio ripresa per la compagine ospite, con l'intento di dare propulsione sulla corsia con Occhiuto e più geometrie in mezzo con Di Pietro. Torrenovese che raggiunge il pari intorno all'ora di gioco, grazie alla concessione di un calcio di rigore per fallo di Jaimo su Crisafulli in area Sant'Angiolese. Veementi le proteste dei ragazzi di Ioppolo, ma deciso il fischietto palermitano. Dagli 11 metri Truglio calcia battendo Jaimo e riportando in parità il match del Comunale. Terzo centro stagionale per il numero 7, secondo consecutivo dopo quello di mercoledì nel vittorioso match contro la Promente. Il pari galvanizza i rosanero che provano a mettere la freccia 3 minuti più tardi con la palla in attivo di Danna, fuori di un niente. Numero 8 ospite che prova a mandare a segno Crisafulli, ma il colpo di testa del classe 99 finisce fuori. Continua la pressione torrenovese e al minuto 73 Truglio a botta sicura trova il miracolo di Jaimo che con il corpo gli nega la doppietta giornaliera. Estremo di casa che dice di no anche alla palla inattiva di Di Pietro deviandola in corner. Jaimo che capitolo al minuto 81 quando Mazzuff calcia, il portiere respinge sui piedi di Gioitta che insacca ma in evidente posizione di offside. La Sant'Angiolese, a protezione della propria metà campo, non disdegna le ripartenze e prova a far male ad Inferrera al minuto 83, ma la conclusione di Parafioriti su scarico di Tranchita si spegne alta sulla traversa. Le 2 ultime occasioni nel forcing finale sono di marca ospite, con Peppe Mazzuff che appoggia in aria per il fratello Yasin, tuffo di testa e palla fuori di un niente. Palla che non buca la rete di Jaimo nemmeno al minuto 89, quando un caparbio Occhiuto in area calcia, Jaimo respinge sui piedi di La Rosa che disinnesca la minaccia e mantiene la porta inviolata. 4 minuti di recupero e poi tutti negli spogliatoi con la suddivisione equa della posta in palio. Primo pareggio interno stagionale per i ragazzi di Ioppolo, bravi a rintuzzare le iniziative del rosanero e mantenere ancora intatte le chance di staccare il pass per i play-off, adesso distanti 6 punti ma con una gara da recuperare.
Pari che rallenta le velleità di vetta della vice capolista che ci ha provato in tante occasioni, ma che alla fine raccoglie un punto e mercoledì dovrà avere un solo imperativo, ovvero la vittoria per poter risucchiare punti alla capolista rocacquedolcese. Girone B dunque abbastanza ingarbugliato, un po' meno per la vittoria finale, almeno anche dalle stesse parole di Eugenio Seminara, però è anche vero che sarà un terno al lotto la griglia per quanto riguarda i playoff. E adesso parliamo subito del girone C. Nona giornata di ritorno, sicuramente la partita clou era il big match tra Real Aci ed FC Motta. La partita si è conclusa 0-0, ma guardiamo subito il tabellino completo dei risultati. Città di Calatabbiano che perde in casa con la Leonfortese 1-0, Mister Bianco batte Don Bosco 2000 2-0, Lavinaio batte San Gregorio 6-1, Atletico 1994 batte Belpasso 2014 3-0, Armerina, Ciclope Bronte 0-0, Atletico Nissa batte Gimnica Scordia 4-2 e come ho detto poc'anzi Real Aci ed FC Motta 0-0. Conferma in testa dunque per il Real Aci, adesso con 56 punti, con 54 l'FC Motta, con 51, quindi guadagna punti rispetto al duo di testa, la Leonfortese, con 45 l'Atletico 1994, Atletico Nissa 36, 30 punti per il Belpasso FC 2014, 24 punti Gimnic Scordia, Ciclope Bronte, con 22 il Mister Bianco, 21 l'Armerina, 18 punti per Lavinaio, Don Bosco 2000 e Città di Calatabbiano, con 14 il San Gregorio. Debbono recuperare una partita Atletico Nissa e San Gregorio. La partita più importante, lo abbiamo detto, era sicuramente questo big match tra Real Aci ed FC Motta. Tra l'altro so che hai visto la partita, adesso facciamo una cosa, ci guardiamo gli highlights così poi li commentiamo anche con il tuo sguardo tecnico dell'incontro. Quindi guardiamoci gli highlights, pareggia appunto 0-0 tra Real Aci ed FC Motta. Quarto confronto stagionale tra campionato e coppa tra Real Aci e Motta, ma questo è forse più importante perché ci si gioca la vetta della classifica a 5 giornate dalla fine. Avvedi partita propositivo del Motta, Sinatra. Vede Inserra sulla tre quarti. Corre sulla destra Palazzolo che prova subito il destro. Vitale, subito chiamato in causa. Prima azione offensiva anche per il Real. Tola porta avanti il pallone. Poi va al lancio in profondità per il movimento di De Carlo. De Carlo prova il sinistro da posizione defilata. Solo esterno della rete. Primo corner della partita per il Granata, lo batte De Carlo. La mette in mezzo, nella zona di Mongelli, a contrasto con Sardo, arriva Pennisi, nessuno riesce a colpire il pallone, che poi alla fine è preda di Gulisano che si salva. Cavallaro, serve De Carlo che viene steso da Sardo, calcio di punizione per il Real. Marino lo batte subito verso Mongelli, posizione regolare, Mongelli prova il sinistro, alto sopra la traversa. 21esimo, Gulisano, va a rinvio lungo. Alla ricerca di Inserra che va più in alto di Campanella e fa la sponda. Montalto, anticipo di testa Tola. Montalto in aria, prova il diagonale. E il pallone si perde di poco al lato. Pozzanga su punizione. Vede sulla destra De Carlo che va a saltare con Nicolosi. De Carlo va per terra. Per l'arbitro è fallo di De Carlo ai danni di Nicolosi. Rivediamo il contatto Nicolosi-De Carlo, sanzionato col calcio di punizione per il Motta dal direttore di gara. Sinatra, braccato da Pozzanga e Marino. Riesce in qualche modo a passare, vince il contrasto con Zagami, ancora Sinatra, al limite dell'area, Sinatra, prova il sinistro, respinge Campanella, il pallone schizza Palazzolo, Palazzolo, la rovesciata, Vitale, incredibile parata, andiamo subito a riapprezzare questo super intervento del portiere Granata. Ultimi sgoccioli del primo tempo, Licata, verso Mongelli, cross di prima di Marino, Piana capisce tutto, poi controlla male a terra Zagami al limite, calcio di punizione per i Real Aci. Sul punto di battuta va De Carlo. De Carlo la piazza. Gulisano ci mette una mano e mette in calcio d'angolo. E il piazzato di De Carlo è l'ultima chance del primo tempo. Real Aci e Motta vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Inizia il secondo tempo.
e in casa Granata ci sono subito i primi problemi, perché su questo lancio di Claudio Marino e il controllo di Fabio Mongelli, l'attaccante Granata è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio. Al suo posto entra Damiano Di Blasi. Vitale va a rinvio lungo alla ricerca di Zagami. Interviene Orofino di testa, poi Maesano. Ancora Zagami che torna sul pallone, servendo Cavallaro, che cerca De Carlo. Intercetta Piana, testa di Di Blasi in profondità per De Carlo di sinistro. Smorzato, facile per Gulisano. Nicolosi avanza sulla sinistra, poi sbaglia il passaggio, capisce tutto Bozzanga. Zagami vince il contrasto con Maesano e verticalizza subito per Di Blasi. Di Blasi in posizione regolare, cerca il rientro su Coniglio che è bravissimo a fermarlo. Orofino batte subito la punizione per Maesano, si muove Sinatra sulla destra, servito. Sinatra controlla, poi si gira, affrontato da Campanella e Cavallaro riesce a passare. Sinatra è sinistro! Vitale gli dice di no. Un quarto d'ora alla fine, Luca vede Sinatra. Sinatra si incunia fra due avversari, va a contrasto con Napoli. Gioco fermo per fallo di Sinatra, che allontana il pallone e viene ammonito dal direttore di gara. Sinatra non placa le proteste, che gli costano anche il cartellino rosso. Il Motte in 10 per l'espulsione di Sinatra per proteste. Nervi tesi dopo l'espulsione, rinvio di Gulisano alla ricerca di Inserra, contrasto con Tola che commette fallo. Calcio di punizione per gli ospiti. Arriva l'arbitro che manda fuori Tola, rosso diretto per Tola e anche Realace in 10. Tante proteste da un lato e dall'altro. È espulso anche Maesano. Sarà 10 contro 9 per questo finale di partita. 89esimo, Bozzanga porta palla. Poi cerca il passaggio, ma Luca capisce tutto e intercetta. Luca può entrare in aria. Luca cerca il destro, sfiora il palo. Colossale palla gol per il Motta. Dopo il grande pericolo corso prova a spingere il Real. Licata, lancio per De Carlo. Di petto anticipa Sardo, serve Di Blasi da fuori. Gulisano blocca. Dopo 6 minuti di recupero si conclude 0-0 il big match della 22esima giornata tra Realace e Motta. Un buon pareggio per la squadra di Marcello Manca a cospetto di un grande avversario, che permette agli accesi di mantenere il primato solitario con 2 lunghezze di vantaggio a 4 giornate dalla fine. Il calendario prevede mercoledì il ritorno dei quarti di finale di Coppa in casa contro il Resuttana San Lorenzo dopo il 3-0 dell'andata, mentre la prossima sfida in campionato sarà domenica quando il Realaci farà visita alla Don Bosco. Ai punti poteva, insomma, in un certo senso guadagnare qualcosa in più l'FC Motta, Eugenio? Tu che hai visto anche la partita, no, la partita naturalmente è stata molto equilibrata. Era un big match. Secondo me tra le migliori 2 squadre del torneo, con degli organici importanti. Naturalmente questo pareggio va bene per i Realaci che, pur avendo nelle ultime 4 partite 3 incontri fuori casa, però secondo me è avvantaggiato dal calendario. Credo che difficilmente possa perdere dei punti. Sì, ieri il Motta ha giocato per vincere, ha avuto un'occasione importantissima quasi sul finire della gara con Federico Luca che in diagonale ha sfiorato il gol, però poi devo dire che c'è stato equilibrio. Un Realace però che ha dimostrato per tutta l'intera stagione, insomma, di avere gli attributi per stare al primo posto. Là c'è una grossa squadra, il presidente Santorusso ha fatto di tutto per creare questo bel gruppo. È ancora l'unica squadra imbattuta del girone. Poi io sono un realino, quindi quindi insomma tifi un po' per loro. Sarà un campionato, queste ultime 4 partite saranno avvincenti, poi nel calcio non bisogna dare nulla per scontato. Anche perché poi c'è questa Leonfortese che beccarla nei playoff, insomma, non è tanto bello. Sì, la Leonfortese ha perso l'occasione di giocarsela fino alla fine la vittoria del campionato, perdendo in casa contro il Realace. Però sicuramente un'ottima realtà. Poi ha la coppia d'attacco Meta Caputa veramente di alta qualità eccelsa.
L'altra squadra di questo girone, diciamo la quarta incomoda, è questo Atletico 1994, che forse se avesse fatto qualche punto in più, soprattutto nel girone d'andata, insomma, poteva ambire. L'Atletico è mancato forse un po' di continuità, però affrontarlo eventualmente nei playoff non sarà semplice. Guardiamoci comunque gli highlights, perché l'Atletico 1994 si sbarazza anche in maniera rampante del Belpasso FC 2014. Il risultato finale è stato decisamente forte, di quantità, 3-0. Il Belpasso si presenta alla Bonaiuto Somma di Mascalucia senza Carbonaro, Michalizzi, l'assente di lungo corso Aleo e soprattutto Dumitrascu, infortunatosi in settimana. Si parte con questo tuffo anticipato di marzo in area di Ilardi. L'arbitro Mattace Raso qui dovrebbe optare per il giallo simulazione e invece grazia il rosso-blu di casa quando sono passati 10 secondi dal fischio iniziale. Si riprende il gioco da Biondi che va da Mirabella. L'azione parte dal basso per il Belpasso. Allora pallone largo per Cuturi, sullo stretto Nicolosi e Siciliano poco oltre il centro del campo. Partenza a razzo di Arturo Strano, scatto pallonetto con Rubulotta battuto, incredibile, il pallone si perde fuori. Male Porto, bene Nicolosi che fa il capofila di questa manovra, lo affianca Mannè, rapido all'affondo, Rubulotta in uscita lo frena. 10 minuti di solo Belpasso. Vediamo l'Atletico adesso. Da calcio d'angolo Mazzamuto opera un traversone per Bonelli, sponda su Porto che fa 1-0. In ogni caso il Belpasso recita il mea culpa per aver lasciato liberi due avversari nei pressi della bandierina e liberi di servire in aria i firmatari di questo 1-0, per certi versi ingeneroso. Ospiti alla reazione Riccieri su punizione, Cuturi non ci arriva, mentre dall'altra parte Di Mauro è provvidenziale su Missale lanciato a rete. Dalla bandierina palla ad Ardizzone che comodo di testa fa 2-0 al minuto 22 e al 35esimo la combinano grossa Strano e Di Mauro. Caruso dice grazie +2 e fa 3-0 mettendo il sigillo su un finale di partita scritto con ampio anticipo. Certo, 3 giocate in avanti e 3 gol, l'Atletico raccoglie il massimo col minimo sforzo e senza nemmeno troppo faticare. D'Antone cambia mezza difesa, fuori Mirabella e Perla per Benfatto e Caruso. A inizio ripresa Biondi tocca il primo pallone, proprio così, il primo, coadiuvato da Caruso che non concede il bis ad Ardizzone. Poi Siciliano si gioca il jolly mano nella mano con Bonelli e cartellino giallo per l'esperto centrocampista biancazzurro che si fa pure male cadendo danno e beffa insieme. Sempre Siciliano qui alla ricerca di un corridoio per Nicolosi, palla direttamente al portiere. Al 25esimo gran giocata centrale di Benfatto che lancia Cuturi, Rubulotta in uscita rimedia ai guai difensivi. Nicolosi a porta vuota si imbatte contro Musumeci che rischia lo stiramento. L'Atletico fa 3 tentativi che non cambierebbero la sostanza delle cose tranne che in un gigantesco passivo. Sale agli onori della cronaca duettando con Cuturi, Rubulotta riesce a mantenere oggi la porta inviolata. Al pari di un destro a giro di Riccieri, punizione neutralizzata e Atletico che vince 3-0. Una domenica da archiviare in fretta per il Belpasso che merita adesso il riscatto col rilanciato Lavinaio nell'occasione di domenica prossima al Nuccio Marino San Gaetano. Attendiamo dunque le ultime 4 giornate e conosceremo poi il gruppo che vincerà questo girone C del campionato di promozione. Sicuramente un girone intenso, merito anche al grande impegno da parte di alcune società su tutte questa Leonfortese che da quest'anno sta riassaporando anche palcoscenici importanti. Sì, diciamo è tornato il calcio a Leonforte, poi con un allenatore preparatissimo che Gaetano Mirto. Un'ottima squadra anche la Leonfortese. Ci mancava perché insomma Leonforte ha regalato al calcio siciliano delle belle stagioni, non c'è dubbio. È vero. E adesso parliamo del girone D.
In questo girone la lotta è ormai assodata, è quella che riguarda la bella realtà di Mazzarone e soprattutto il ritorno alla grande del Modica. Guardiamo i risultati di questa nona giornata di ritorno. Megara 1908 batte Calcio Scicli 1-0, Nuova Città di Gela batte Pro Ragusa 2-0, Modica Calcio batte Club Calcio Vittoria 2020 2-0, Priolo Gargallo batte Città di Avola 2-0, Sporting Eubea batte Città di Canicattini 1-0, vittoria fuori casa anche per il Città di Comiso 1-0 contro il Frigentini ed infine il Mazzarone che liquida l'RG con un perentorio 4-0. 4 punti ancora di distacco rispetto alla seconda in classifica, Mazzarone ancora in vetta in questo girone D del campionato di promozione. Al primo posto con 53 punti, 49 il Modica, 42 Sporting Eubea e Città di Comiso, con 40 Nuova Città di Gela, 34 punti Club Calcio Vittoria 2020, 31 il Frigentini, 27 il Priolo Gargallo, 24 Città di Canicattini, 22 Megara 1908 e Pro Ragusa, con 20 il Città di Avola 2020, con 15 l'RG, chiude la classifica Calcio Scicli con 12 punti. È ormai battaglia tra le due realtà, Mazzarone e Modica. Come vedi questo antagonismo e come vedi questa prospettiva di uno scontro che si giocherà l'ultima giornata, però quel punto in più per il Mazzarone potrebbe risultare forse decisivo. Questo è il girone forse più equilibrato e che sarà combattuto fino alla fine, in virtù soprattutto del confronto diretto che vedrà coinvolte Mazzarone e Modica. Se dovesse riuscire a mantenere il vantaggio di 4 punti il Mazzarone, allora va bene, sarà solo una passerella. Naturalmente sarà una passerella. È vero. Il Modica dovrà fare di tutto, però dipende adesso anche dai risultati che andranno a fare quelli del Mazzarone. Un Modica che comunque fa piacere ritrovarlo vincente in un campionato come quello di promozione, perché le prospettive sono importanti, si sta costruendo un progetto di grande rilancio in una piazza che comunque secondo me è importante quanto il capoluogo di provincia Ragusa. Sì, non c'è dubbio, hanno un progetto credo molto, molto serio, vogliono riportare il Modica in altre categorie. Hanno una squadra composta da giocatori come Ventigni. Non li inventi così, sono giocatori troppo importanti per la categoria. Fare campionati di vertice anche in promozione occorre avere giocatori navigati. È vero. La realtà invece di Gela, come la vedi? Hanno tutte le qualità per poter dire la loro nel caso in cui... Il blasone non manca. No, devo dire proprio di no. Assolutamente. Guardiamoci gli highlights. Nuova Città di Gela che vince fuori casa contro il Ragusa per 2-0. Amici gialloneri, benvenuti allo stadio Aldo Campo di Ragusa per l'anticipo della nona giornata del campionato di promozione. Padroni di casa del Pro Ragusa che ospitano il Gela FC. Parte subito forte il Gela di mister Ciccio Evola al sesto Alabiso, mette in mezzo per Giaquinta, tiro parato con i piedi da Macias. Al 17° punizione di Ascia, palla smanacciata dal portiere dei neroverdi. Al 18° ci prova Tommaino da fuori area, palla che sorvola la traversa. Al 19° Rafa in mezzo deviazione di Alabiso, palla buttata via sulla linea di porta dalla difesa dei neroverdi. Al 20° Alabiso si libera bene, tiro centrale parato da Macias. Al 21° Pro Ragusa pericolosa con Martorana, tiro potente che termina al lato. Minuto 25, punizione velenosa di Vitale Parapizzardi, Giobartè da 2 passi calcia clamorosamente alto. Al 33° Tommaino, combinazione vincente con Iannizzotto, tiro e il salvataggio sulla linea ancora una volta della difesa dei neroverdi. Al 36° punizione del capitano Ascia, palla che sorvola la traversa. 39° Gela che reclama un calcio di rigore per questa spinta su Giaquinta. Per l'arbitro Fragalà 10 reali, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si parte con il secondo tempo, dopo 2 minuti Campanaro serve Giaquinta, conclusione parata ma c'è una posizione di fuorigioco.
Al quinto minuto il Gela passa in vantaggio con Iannizzotto con questa deviazione vincente del folletto giallo-nero. Al 14° Giaquinta ruba la palla a Militerlo, in avanti tutto solo, calcio fuori. Al 39° Gela che sigla il raddoppio con San Martino che raccoglie di prepotenza questo invito di testa del capitano Angelo Ascia. Gela che a questo punto raddoppia sul Pro Ragusa per 2-0. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro decreta la fine della partita. Gela che vince questo anticipo sul Pro Ragusa per 2-0. Abbiamo dunque chiuso il quadro riguardante i 4 gironi del campionato di promozione, tutto ancora da giocare, sicuramente già domenica prossima potremmo avere qualche risultato definitivo, ma ci piace questa suspense, no? Perché poi alla fine il campionato di promozione regala veramente sempre ogni anno delle belle sensazioni. Sì, è un campionato, il campionato di promozione è veramente difficile. Da giocare e da vincere. Soprattutto da vincere. Tutto da vincere. Per chiudere, quindi ringraziare la presenza di Eugenio Seminara, allenatore della Russo Sebastiano, che già da qualche settimana sta brindando questa stagione, perché lo avete vinto alla grande il vostro girone. Domenica ci sarà la festa, la festa promozione, è la nostra ultima partita in casa. Bene. Festeggeremo. Avete un vostro pubblico? Sì, abbiamo... Voi siete ufficialmente di Torre Archirafi, no? Sì, Riposto, vabbè, Riposto. sì, Torre Archirafi, no. Sì, siamo abbastanza seguiti naturalmente in occasione del derby. Gli spalti erano veramente gremiti intorno alle 1000 unità. E quindi questa è una bella soddisfazione, no? Sì. E, vabbè, voi non avete... Anche più stimoli, no? Voi non avete probabilmente 1000 persone di pubblico quando giocate fuori dal derby, no? No, fuori dal derby no, però ne abbiamo abbastanza. Forse anche perché abbiamo fatto un campionato di vertice, quindi agli amanti del calcio piace vedere. Avete attirato attenzioni. Sì, anche perché mi dicono che si divertono a vedere le nostre partite. Ma voi vi divertite il prossimo anno con quella struttura oppure volete fare anche un altro salto in avanti e sperare che l'amministrazione comunale di Torre Archirafi possa effettivamente sistemare questa bella struttura che è tra l'altro storica? Sì, da quello che mi dice la dirigenza adesso dovrebbero partire a breve i lavori per rifare l'impianto di illuminazione e poi credo che stiano cercando di ottenere il prestito per poter fare i lavori riguardanti il sintetico. Non vorrei però che poi il prossimo anno siete costretti a giocare in trasferta. Questo è da vedere. Questo è da vedere. Certo, no, perché poi alla fine la propria realtà diventa anche stimolo, no? Cioè giocando in casa con il proprio pubblico. Ma quella è la nostra roccaforte. Tra l'altro, insomma, quel campo è particolare perché quello è il vero campo da calcio. È vero, perché il pubblico sta proprio in pressione su tutti i giocatori. Giusto, circoscritto. È vero. Un sogno per Eugenio Seminara, dai. No, il mio sogno è quello di togliermi qualche altra soddisfazione. Io sono da una vita nel calcio, mi piace fare bene, fare in modo che le mie squadre giochino a calcio in un certo modo, che si divertano, che si creano dei gruppi. Qual è il tuo credo calcistico? Il mio sistema di gioco base è il 4-3-3. 4-3-3, bene, siamo messi proprio male perché ormai tutti i nuovi allenatori giustamente giocano con questo modulo che è un po' spregiudicato. Ma dipende dall'interpretazione, comunque poi parliamo sempre, condivido. Come dicono i maestri del calcio, sono sempre numeri, però poi riguarda quello che è importante è l'interpretazione. È vero, anche dei giocatori importanti che ti possono poi far sviluppare. I giocatori sono fondamentali, io ho avuto la fortuna, ripeto, di aver avuto gente che è riuscita a recepire le mie idee, perché altrimenti devi essere tu ad adattarti a ciò che hai. Giusto. Bocca al lupo e complimenti. Viva il lupo. Per la prima volta Russo Sebastiano in promozione. Per la prima volta Russo Sebastiano in promozione, di questo sono orgoglioso. Sono delle cose che ricorderai per sempre, così come ricorderanno per sempre anche gli stessi giocatori che hanno vinto la stagione.
Sì, però ripeto, noi abbiamo anche l'obiettivo di vincere la Coppa, perché per noi vincere entrambe le competizioni sarebbe il massimo. Fare il double, come Fare dicono il double, tutti. sì. Allora in bocca al lupo, incrociamo le dita, grazie. Grazie per l'invito. Grazie a Eugenio Buona Seminara, serata. allenatore della Russo Sebastiano di Torre Archirafi, squadra di prima categoria che ha ben disputato la sua stagione, vincendo il suo girone addirittura con 6 giornate di anticipo. Detto ciò, mi congedo da voi, vi do appuntamento come al solito con Penalty a martedì prossimo alle 21 su Gold 78 HD, ma vi rimando, se volete, anche all'appuntamento del mercoledì e del giovedì a partire dalle ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Grazie a tutti e appuntamento per quel che riguarda Penalty a martedì prossimo. Grazie ancora, arrivederci.